che ci hanno fatto. Dimmi cosa c'è che io non so. Ora in onda una sintesi di Idee in Movimento, evento organizzato dalla Lega in Abruzzo venerdì, sabato e domenica dal 23 al 25 gennaio scorsi. Ogni movimento, di qualunque natura sia, è creatore. Benvenuti a Idee in Movimento, la tre giorni della Lega qui in Abruzzo. Una 3 giorni di domande, di progetti, di risposte. Una 3 giorni che vedrà qui in Abruzzo, nel mio Abruzzo, quindi io sono particolarmente felice di presentare questa manifestazione. Vedrà nascere delle idee che partono dai territori e che poi arrivano fino a Roma. Lanciamo il primo panel, vediamo. La nostra agricoltura è eccellenza da tutelare. Chiamiamo i relatori Luigi Deramo, Emanuele Imprudente, Luca Sammartino, Francesco Fanelli, Raffaele Stancanelli. Modera il Presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni. Prego. Allora, siccome da giornalista televisiva conosco i tempi, voi avete tempi non solo europei per dirla con il vostro linguaggio, per dirla con il mio linguaggio, tempi televisivi, quindi tempi brevissimi. Considerate che in mezz'ora si fa un telegiornale, quindi in 1 minuto c'è un servizio. A voi. Mi sentite? Sì. Allora cercheremo di essere molto sintetici, sono tempi ristretti, anche se questo argomento meriterebbe un approfondimento molto importante. Credo che abbiamo tenuto con grande cura questo settore, come Lega ci siamo adoperati in tutti i livelli istituzionali perché sappiamo bene qual è l'eredità e l'importanza che questo settore riveste nella nostra economia e ancora di più nella nostra società. Non esiste un settore come l'agricoltura che riesce a tutelare contemporaneamente il presidio sociale, quello ambientale, tenere vive le aree interne e creare un prodotto interno lordo. E abbiamo visto che dagli ultimi dati il principale prodotto interno lordo del nostro paese è proprio il cibo, è proprio l'agroindustria, che raggiunge 75 miliardi. Quindi abbiamo davvero una grande responsabilità, chi di noi si occupa di questo settore a tutti i livelli, e qui oggi abbiamo un'importante platea che ha avuto responsabilità nel settore e che tutti i giorni combatte la tenuta di questo settore. Dico tenuta perché, guardate, in questi 3 anni da Presidente della Commissione Agricoltura io ho avuto l'opportunità di scoprire la miopia del nostro sistema europeo sull'agricoltura. Da un lato ha cercato in tutti i modi di burocratizzare questo settore, ha cercato in tutti i modi di creare norme che rendessero complicato produrre, e dall'altro ha aperto sempre la strada per far entrare prodotti o semilavorati da altri paesi che non rispettavano le stesse regole che eravamo bravissimi ad imporre ai nostri agricoltori, ai nostri pescatori. Sul cibo
sintetico. Ci siamo impegnati per modificare anche il provvedimento creando un divieto sul Italian Meat Sounding in modo da evitare che venissero usate parole italiane per produrre cibi a base vegetale. Abbiamo adoperato sul DL siccità un grande lavoro, perché fare agricoltura, lo si era dimenticato da un po' di anni, significa anche conservare l'acqua, saperla non sprecare, utilizzarla bene, e sappiamo, qui ci sono diversi assessori, sappiamo quanto è importante la conservazione e la gestione dell'acqua. Con il DL siccità e con il commissario e con tutti anche i provvedimenti successivi è stato fatto un lavoro importante. La Lega ha depositato 2 leggi fondamentali, una è quella sull'agricoltore custode, la legge 24 del 2024 del senatore Bergesio e di tutti gli altri senatori Lega, una legge che ha stabilito il ruolo sociale dell'agricoltore non solo come produttore di beni e di servizi, ma come custode dell'ambiente, e quindi colloca dà un ruolo sociale all'imprenditore agricolo. E l'altra è quella sui giovani agricoltori, la legge 36 del 2024, che ha rivitalizzato la presenza dei giovani under 35 nelle aziende agricole dei genitori, nel presidio imprenditoriale, che veniva considerato un lavoro di serie B, un piano B della vita fare l'agricoltore. E invece con questa legge, creando anche strumenti finanziari e fiscali, si è agevolata la presenza dei giovani in agricoltura, con anche significativi segnali. Sono infatti cresciuti i numeri che dimostrano la presenza degli under 35 dentro le aziende agricole. Quindi siamo davvero orgogliosi del lavoro fatto, ma certamente sappiamo che non è finita. Ogni giorno è come una battaglia in trincea. Abbiamo visto il Nutri-Score, l'abbiamo dovuto combattere. Vi ricordate le etichette dove c'era il giallo, il verde, il rosso, e nel frattempo non riuscivamo a bloccare nessun prodotto che arrivava dai paesi terzi, però i nostri produttori li abbiamo fatti impazzire. Oppure vi ricorderete sul Mercosur, una battaglia che è iniziata nel 99, quindi 27 anni fa, dove a più riprese si è detto che era un accordo che mortificava alcune parti della nostra produzione senza alcune garanzie per i produttori. Quell'accordo oggi è stato messo in discussione anche e soprattutto grazie alla Lega, e siamo stati coerenti con le cose dette finora, perché vedete, da un altro lato, e lì si sfiora la follia, la stessa Europa che fa gli accordi con l'Asia per far entrare i loro prodotti, la stessa Europa che fa gli accordi con il Sud America per far entrare i loro prodotti, è la stessa che sta preparando una politica agricola comune per il 28-34 che prevede sostanzialmente un fondo unico, quindi la demolizione di quella che era la politica di sviluppo rurale, i PSR, e dall'altro lato l'obbligo di politiche ambientali, l'obbligo del benessere animale, l'obbligo, quindi non si accederà più a nessun contributo europeo senza pratiche ambientali, senza pratiche di benessere animale. Allora, come si concilia che da un lato ai tuoi produttori gli stai facendo impazzire gli obblighi alle pratiche ambientali e dall'altro vuoi far entrare quegli stessi prodotti senza avere un controllo effettivo sull'utilizzo dei fitofarmaci, sull'utilizzo dei fitosanitari? Vedete, questa è un'Europa che rischia di avere soltanto cura degli interessi dei paesi terzi e non dei propri. Rischia di non far crescere l'economia interna e di ridurre la competitività del nostro sistema produttivo. Quindi questo è il mio punto di vista ed è quello che ho sviluppato grazie a un lavoro fatto con i colleghi, grazie anche a Matteo Salvini che ha sempre tenuto presente alcuni grandi temi. Vi ricordo sulla torrefazione, la battaglia della Lega in Europa per rinviare un folle accordo che prevedeva il divieto di importare da alcuni paesi il caffè e che ha fatto schizzare il prezzo del caffè in Italia in un modo incredibile mai visto, anche all'80% d'aumento, facendo impazzire tutta la filiera del caffè. Ecco, quell'Europa che ogni tanto agisce in modo ideologico è quella che noi tutti i giorni dobbiamo stare attenti e combattere per cercare di fare gli interessi degli italiani, delle imprese agricole italiane. E su questo la Lega non ha mai fatto un compromesso. Su questo la Lega in tutti i livelli istituzionali io ho potuto osservare un impegno coerente e serio da tutti i punti di vista. Do ora la parola a Francesco Fanelli, consigliere regionale della Basilicata, per sapere la sua esperienza nella regione Basilicata e quali sono state le azioni di politica agricola messe in campo. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, in tempi europei, chiaramente, l'esperienza come assessore alle politiche agricole e forestali è stata una esperienza straordinaria. Come prima cosa ho cercato, siccome noi abbiamo preso la regione Basilicata dopo 20-30 anni di centrosinistra, non è che abbiamo trovato una situazione idilliaca, c'era stato anche il disimpegno in passato, quindi chi è stato assessore all'agricoltura sa che la prima cosa è non far tornare i soldi in Europa, non perdere risorse per i nostri agricoltori, e quindi mi sono impegnato per evitare il disimpegno. Poi è evidente che contestualizzando al nostro territorio, confrontandoci con le organizzazioni datoriali, con gli imprenditori, con i tecnici, abbiamo cercato di calibrare il programma di sviluppo rurale sul nostro territorio, con misure strutturali sull'ammodernamento, sull'innovazione, sull'agricoltura di precisione. Prima ricordavi una legge nazionale sulla pastorizia, io nel 2021 ho fatto una legge sulla valorizzazione proprio del pastore e la valorizzazione della transumanza. Io credo che l'agricoltura in generale necessiti soprattutto di fare squadra sui territori, come dicevo prima, con tutti gli stakeholder. Non ha bisogno l'agricoltura di essere salvata, ma gli agricoltori devono essere messi nelle condizioni di poter investire e poter produrre. È per questo che dico che sono orgoglioso di appartenere alla Lega, perché la Lega in questi giorni proprio, ma parte da lontano la battaglia in Europa contro il Mercosur, come ricordavi, anche diversamente dai nostri alleati, ha deciso di difendere l'agricoltura italiana. È assurdo, impensabile che noi chiediamo ai nostri produttori standard qualitativi sempre più elevati, costi maggiori per la produzione, prescrizioni sanitarie, e quindi i nostri produttori sostengono dei costi che poi portano il prodotto sul mercato a costi maggiori rispetto a quelli che potrebbero arrivare dal Sud America. E quindi bene hanno fatto i nostri europarlamentari. Sono orgoglioso di appartenere alla Lega perché mette l'agricoltura al centro delle proprie politiche locali, nazionali ed europee, e come sempre la Lega ha dimostrato buonsenso e concretezza. Grazie. Ora Emanuele Impotente, che è vicepresidente assessore regionale della Regione Abruzzo, quali sono state le politiche e le azioni messe in campo dalla Lega nella Regione Abruzzo in questa materia? Buongiorno a tutti innanzitutto, e consentitemi da abruzzese benvenuti in Abruzzo, quindi anche l'occasione per mettere, anche se tanti di voi sono abruzzesi a tutti gli effetti perché venite spesso nella nostra regione. Consentitemi innanzitutto di ringraziarti Mirko per il lavoro che fai, e nel ringraziare te tutti i gruppi alla Camera e al Senato per l'attività che fate a sostegno dell'agricoltura italiana e ovviamente dell'agricoltura abruzzese. Credo che state facendo un lavoro eccezionale di concerto con il sottosegretario, l'amico Luigi Deramo, che sta tenendo botta su un argomento che, diciamolo francamente, i nostri amici stanno cercando di monopolizzare in maniera importante. In realtà noi, con le azioni che abbiamo e con le azioni che state facendo in Parlamento e al Ministero, su alcuni temi siamo diventati centrali, e credo, Luigi, che sulle aree interne, sulla parte legata al biologico, sul miele, su tante altre attività, noi stiamo dando lustro a qualcosa che di prospettiva sarà importante. La nostra regione partiva, e oggi sono 7 anni quasi che sono il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura. Quando sono entrato 7 anni fa, la nostra regione era la penultima come capacità di spesa dei fondi comunitari, del famoso PSR e quant'altro adesso collegati. Abbiamo chiuso quest'anno il programma di sviluppo rurale, siamo tra le 4 regioni più performanti in Italia. Questo a segno di come la Lega, nel tradurre e mettere in piedi donne e uomini che lavorano sulla propria attività, riescono a fare qualcosa di importante. Ma qualcosa di importante non sono i fondi di per sé, perché se i fondi e la capacità di spesa fosse fine a se stessa, non avremmo raggiunto dei risultati che sono dei risultati unici nella storia della Regione Abruzzo. Perché per la prima volta nella storia della Regione Abruzzo avete avuto modo tutti quanti voi di leggere quelli che sono stati i report della Fondazione la Fondazione Tritacarne di Union Camere e quelli che sono i dati dell'INPS. La Fondazione Tritacarne, gli studi di Union Camere dicono chiaramente che l'Italia in agricoltura oggi ha un valore aggiunto che cresce del 10%. Bene, in Abruzzo è cresciuta del 31%. Siamo la regione che ha prodotto un valore aggiunto più alto rispetto al resto d'Italia. Scusate se lo dico, ma con orgoglio sono dati che poi fanno il palio con quelli che sono gli indicatori dell'osservatorio dell'INPS, che dice dove in Italia
le aziende che assumono dipendenti decrescono dell'1%, in Abruzzo sono cresciute del 5,9%. E quello che è un dato ancora più forte è anche legato alla capacità dei nuovi assunti, che da noi è cresciuto del 3,9%, la media italiana è del 2%, con un dato che le donne che fanno le attività realmente è il 41%, media italiana del 32%, ma non 41% di figlie di, mogli di e non imprenditori. Ci sono casi di donne che hanno messo in piedi aziende agricole che hanno proprio un ruolo strategico dell'innovazione e mi avvio a concludere. Il tutto perché questo? E quindi danno la dimensione di una regione che oggi è probabilmente tra le più dinamiche. È chiaro che partiamo molto dietro, perché abbiamo fatto misure sui giovani dove abbiamo finanziato più di 1000 start-up in primi insediamenti in circa 3 anni, dove per la prima volta in questa regione in 4 mesi da quando fai istanza c'hai il progetto, se approvato, finanziato, cosa che non si era mai verificata. Così come stiamo sostenendo la zootecnia in maniera puntuale e precisa con misure ad hoc, col nuovo CSR, il tutto dimensionato con progetti di filiera, distretti del cibo che sono nati, distretti del biologico. Credo di aver parlato anche troppo, ma credo che in questo momento Emanuele. stiamo trainando, e scusate se ho parlato anche troppo. Grazie. Esempio. Ora Luca San Martino, a cui va anche la solidarietà per quello che la Sicilia sta passando tra rischio idrogeologico, problemi maremoto, alluvione, quindi insomma un momento delicato, ma ha fatto tanto per la regione Sicilia e vorrei che raccontassi quello che avete messo in campo. Grazie, buongiorno a tutti e chiedo un applauso al popolo siciliano, calabrese e sardo per quello che ha vissuto nelle scorse ore, un dramma che sta cambiando purtroppo il viso di gran parte delle coste della nostra regione, ma sentiamo ovviamente non soltanto il nostro partito ma il governo nazionale vicino al governo della regione. Grazie per la domanda. E il governo della regione e soprattutto la Lega in termini di politiche agricole nella nostra regione ha messo in campo non soltanto la spesa comunitaria, ma ha costruito una prospettiva per quella che la Lega racconta ormai da anni. L'agricoltura è storia, identità e tradizioni, ma soprattutto rappresenta anche il recupero delle aree interne. E per questo come governo abbiamo lavorato a migliorare le infrastrutture rurali, le strade, le risorse idriche e quindi l'approvvigionamento dell'acqua a finalità irrigua, perché nelle regioni del sud, non dobbiamo dimenticarcelo, per troppi anni c'è stata l'inefficienza infrastrutturale che ha spopolato le nostre campagne e ha allontanato in alcuni casi gli agricoltori dalle proprie terre. Invece la politica comunitaria ha messo in campo quelle risorse col governo nazionale che oggi aumentano il PIL, come ricordava il collega, ma soprattutto che ricreano occupazione. Per la Lega una delle battaglie più importanti che in questi giorni si è affrontata è quella del Mercosur, così come la battaglia portata a fianco degli agricoltori per la nuova PAC. Ecco l'identità del nostro partito a servizio e all'ascolto di un popolo che rappresenta le origini della nostra nazione, ma soprattutto delle nostre regioni, dove ci differenziamo per le nostre identità, riportata nelle istituzioni per difendere quello che è un diritto, il diritto a produrre, a consumare in maniera consapevole, ma consentitemi di dire anche il diritto di dare una prospettiva a tanti territori, nelle regioni marginali dell'Europa, dove le risorse economiche sono state costruite e le politiche sono state costruite tramandando da generazioni in generazioni anche antichi mestieri. La sfida che la Lega credo dovrà cogliere nei prossimi mesi al governo è quella di recuperare e di riavvicinarci a quel comparto sempre più delle aree interne, per dimostrare che non è una battaglia campanilistica, ma che diventa una battaglia di identità e soprattutto di prospettiva, per dare a tanti giovani la prospettiva di ritornare nelle proprie terre, ma soprattutto di essere protagonisti delle proprie scelte. Grazie Emanuele. Ora a Raffaele Stancanelli, che è il nostro rappresentante in Commissione Agricoltura e rappresenta tutto il gruppo dei Patrioti. Come hai vissuto la modifica alla PAC che è in corso e anche la vicenda del Mercosur? Vai, funziona. Funziona Raffaele? Funziona. Sì, funziona. Grazie per l'invito e grazie per un dibattito che ritengo importante proprio in questi giorni per quello che ha rappresentato la Lega in Parlamento europeo.
mi hai fatto due domande, una sulla PAC e una sul Mercosur. Io ritengo che la presenza di tutto il gruppo della delegazione italiana della Lega accanto agli agricoltori nei mesi scorsi, gli agricoltori sono fatti sentire, gli agricoltori italiani, gli agricoltori europei, sia a Bruxelles che a Strasburgo, siamo stati sempre presenti alle loro manifestazioni, abbiamo condiviso con loro le due battaglie importanti sulla PAC e sul Mercosur, con un piccolo particolare, che alle manifestazioni fino alla settimana scorsa partecipavano i rappresentanti di tutti i gruppi politici, perché dicevano che erano d'accordo con loro e capivano le loro esigenze. Dal voto dell'altro giorno siamo rimasti solo noi. Perché? Per un motivo semplice, perché noi siamo stati coerenti col voto sul Mercosur e purtroppo ci viene rimproverato che gli altri partiti del centrodestra hanno votato a favore del Mercosur, il che è di una gravità enorme. Pensate che se dovevamo anche noi votare come gli altri partiti non sarebbe passata la mozione, perché siamo stati determinanti, siamo 8. Ecco, questo è un dato che io vorrei si sottolineasse per dimostrare la coerenza della Lega in questa battaglia. Il Mercosur rappresenta la morte dell'agricoltura italiana e in modo particolare di quella meridionale, per le motivazioni che sono state dette prima, ma perché non vi è compatibilità con le merci che arriveranno dal Sud America sotto il profilo fitosanitario, sotto il profilo ambientale, sotto il profilo sociale. Cioè 3 elementi che aggravano a volte giustamente la produzione, perché noi dobbiamo pensare alla salute dei nostri concittadini, ma che nel momento in cui non sono rispettate dai paesi del Mercosur diventano un attentato alla sovranità e alla salute degli italiani. Ecco perché io vorrei che questa battaglia che ci ha visto protagonisti venga portata avanti, perché gli agricoltori ci capiscono. Io ho partecipato a tante riunioni nella mia Sicilia con gli agricoltori e guardano alla Lega come l'unica espressione politica del centrodestra che riesce a salvaguardare gli interessi e i diritti ed è coerente con le posizioni prese. Lo stesso vale per la PAC, la politica agricola comune. Vi do 2 dati soltanto e poi termino, perché i tempi sono stretti. La politica agricola comune, che negli anni è stato il fondamento dell'agricoltura europea e italiana, è stata massacrata dalla von der Leyen con la nuova proposta della PAC. È stata massacrata. Vi do un dato. Il bilancio prevede 1.300 miliardi, il bilancio passato, oggi passiamo a 2.000 miliardi. L'unica voce che è stata maltrattata è quella della PAC, da 390 miliardi a 290 miliardi. Questa è la politica della von der Leyen, quindi noi siamo coerenti, siamo rispettati, siamo quelli che abbiamo detto le cose che avremmo fatto e le abbiamo rispettate. Io ritengo che la Lega debba fare una grossa battaglia in questo senso per far comprendere come noi ci siamo e siamo coerenti con la nostra posizione. Grazie per questa possibilità di confronto. Grazie a te. Prima di introdurre il sottosegretario D'Eramo, lasciatemi dire quello che diceva Raffaele. Io credo che in politica in generale l'unica cosa che rende credibili le parole sono i fatti, e in questa materia noi davvero abbiamo messo in piedi tante cose concrete, credibili e coerenti con quanto detto in campagna elettorale e con quanto detto da sempre nei territori della Lega. Con Luigi ci ha ovviamente legato un lavoro fatto in questi anni, un grande lavoro che sulle aree interne, sul miele, sulla direttiva breakfast, sul marchio del biologico, su cose che in qualche modo erano davvero le domande che gli agricoltori si facevano e che speravano che arrivasse finalmente qualcuno al governo che faceva le cose dette per tanti anni. Ci ha contraddistinto un lavoro comune e anche di grande coerenza, fatemelo dire, perché ci siamo confrontati un sacco di volte con grande sintonia, e quindi credo che questo sia la cosa più importante quando si vuole trattare un argomento che tutti diciamo essere strategico, tutti diciamo che l'agricoltura è importante, però poi negli ultimi 20 anni le norme che uscivano dall'Europa, dal Parlamento, dai governi erano sempre contro gli agricoltori, non si sa perché. Ecco, soltanto negli ultimi anni
si è liberato, si sono rimossi quegli ostacoli e si è ridata veramente una spinta a questo settore. Ma sono sempre le persone che fanno la differenza. Per questo ci tenevo a presentare Luigi in questo modo per il lavoro che ha fatto. Prego Luigi. Grazie e un buongiorno a tutti quanti voi, un dovuto ringraziamento a Claudio Durigon per aver organizzato questa 3 giorni importante e centrale e soprattutto per aver scelto la mia regione, la mia terra e la mia provincia come luogo di incontro, e quindi potrete evidentemente apprezzare anche le bellezze della terra abruzzese. Io sono contento anche delle parole che ricordava Mirko nella sua introduzione, perché veramente in questi 3 anni abbiamo lavorato quotidianamente, giornalmente, spalla a spalla, gomito a gomito, con tutti i colleghi parlamentari della Lega, in particolar modo chiaramente con quelli che sono i componenti delle commissioni agricoltura di Camera e Senato. L'abbiamo fatto con il nostro modo, quello di essere presenti sui territori, comprendere e capire in maniera capillare tutte le problematiche che attanagliano i nostri agricoltori, allevatori, pescatori su tutto il territorio nazionale, con una presenza costante, un confronto diretto e mettere in campo tutti gli sforzi per cercare di risolvere il maggior numero di problemi. E abbiamo vinto battaglie importanti in questi 3 anni, le ricordava Mirko nel suo intervento. Pensate soltanto alla direttiva Breakfast, che è stata una battaglia che abbiamo vinto in Europa. La posizione dell'Italia è sempre stata chiara, quella della Lega altrettanto chiara, e abbiamo vinto questa battaglia che ha permesso che ci fosse una chiarezza assoluta per quanto riguarda ad esempio le miscele del miele contenute all'interno dei barattoli, e quindi riuscire a vincere questa battaglia ha significato che sulle etichettature venissero riportati il numero dei paesi e le percentuali di ogni singolo paese sulla miscela del miele. Questo chiaramente è stata una battaglia importante perché ha difeso la nostra produzione e soprattutto messo nelle condizioni il consumatore di poter scegliere con sempre maggiore facilità il prodotto da acquistare. Abbiamo portato avanti un grande lavoro per quanto riguarda il settore biologico, con tanti interventi, tanti decreti che hanno potenziato questo settore, che è strategico, importante, che continua a crescere in termini di valore e volume dei propri prodotti, e i prodotti italiani sono tra i più ricercati sul mercato europeo, non soltanto perché sono prodotti dall'altissima qualità, unici, non copiabili, non replicabili in nessun altro territorio, ma sono anche tra i più ricercati perché siamo tra le nazioni più brave a tracciare e a certificare il prodotto biologico. E nelle prossime settimane, tra l'altro, arriveremo ad un appuntamento assolutamente attesissimo dal settore del biologico, cioè alla presentazione del marchio biologico italiano, che sarà un ulteriore elemento importante per certificare sempre meglio il prodotto stesso. E poi un tema a cui tengo in maniera particolare, e la Lega è un tema assolutamente centrale nella vita politica, della pianificazione politica e dell'azione legislativa della Lega, che è il tema delle aree interne e le aree di montagna. Io sono un uomo di montagna, abito a Bariciano, un piccolo comune di 1800 abitanti alle pendici del Gran Sasso d'Italia, e quindi conosco esattamente bene quali sono le problematiche, ma anche le tante potenzialità che devono poter essere sostenute per dare evidentemente delle risposte a queste aree. E rispetto a questo tema non abbiamo dormito, abbiamo voluto iniziare un percorso che possa portare alla realizzazione di una strategia nazionale dell'agricoltura per quanto riguarda le aree interne di montagna, partendo proprio dall'agricoltura che in queste zone, che in queste aree rappresenta evidentemente l'eccellenza, la qualità, la tradizione, la storia di queste aree, dei popoli che vivono in queste aree, e rappresentano un punto di forza assolutamente importante
per cercare di potenziare sempre di più sia la realtà economica che quella occupazionale. Per questo abbiamo iniziato una collaborazione con Unioncamere per riuscire a dare un modello di sviluppo e di potenziamento dell'agricoltura all'interno di queste aree. Attenzione però, affiancando evidentemente anche una pianificazione per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture, servizi, perché poi il grande tema per potenziare queste aree è quello di riuscire a garantire la qualità dei servizi e delle infrastrutture nelle aree interne di montagna al pari dei centri urbanizzati. Solo così si riesce a evitare lo spopolamento di queste aree e solo così riesce evidentemente a mettere in piedi un meccanismo che esalti il prodotto agricolo, che faccia conoscere pienamente tanti prodotti agricoli che ancora non sono conosciuti al grande pubblico nazionale, europeo ed internazionale, e soprattutto unire la straordinaria bellezza di queste aree, perché queste zone sono ricchissime di bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche e soprattutto anche arrivare a certificare la qualità della vita nelle aree interne e di montagna, perché si vive bene e chiaramente si può godere anche di altre evidentemente caratteristiche che rendono uniche e rendono unici i nostri luoghi. Quindi questa è una piccolissima parte del lavoro che chiaramente abbiamo svolto in questi 3 anni. Abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere, ma con la forza, la determinazione, la compattezza, la capacità di sapersi muovere in termini propositivi, costruttivi e risolutivi che la Lega ha sempre avuto e continua ad avere, sono convinto che concluderemo questi altri 2 anni cogliendo quei risultati che ancora devono evidentemente essere colti. Quindi grazie per il lavoro che i colleghi portano avanti, grazie a tutti quanti voi. È arrivato anche un altro assessore della Regione Marche, vicepresidente della Regione Marche della Lega, Enrico Rossi, che saluto. Credo che abbiamo tutti a cuore questo settore e lo difenderemo con tutte le forze. Viva la Lega e viva l'agricoltura italiana. Grazie. Fermi lì, ci alziamo, facciamo la foto di rito tutti insieme alla fine di ogni panel. Fra un po' ci sarà anche una sorpresa. Facciamo anche la foto così, guarda. Facciamo così. Ci siamo tutti? Luigi. Sono preoccupato che non Fra un po' ci sarà la sorpresa, ma ve la faremo vedere poi tutto insieme. Grazie a tutti i relatori, sono stati bravissimi, sono stati nei tempi. Ora andiamo, un applauso va bene. Insomma. Adesso andiamo al secondo panel, le nuove sfide del sociale tra difesa della famiglia e sostegno alla disabilità. Vediamo. Allora chiamo il ministro Alessandra Locatelli, ministro per la disabilità, che ha messo la passione, la competenza, la sua esperienza al servizio dello Stato. Grazie ministro. Chiamo Simona Baldassarre, assessore alla cultura della Regione Lazio, Laura Cartaginese, che è consigliere regionale e anche presidente del gruppo consigliere della Lega in Regione, Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, Michela Rostan, consigliere regionale della Campania. Modera questo panel l'onorevole Simona Loizzo. Buongiorno e benvenuti a tutti, è un onore per me
oggi presentare questo panel. Mi sentite meglio? Ok, buongiorno a tutti, grazie di essere qui e soprattutto grazie, so che lui non vuole essere ringraziato, a chi ci ha insegnato che il partito viene prima di tutto, che è Claudio Durigon. Grazie a tutta la componente del Sud, capitanata da Roberto Marti, che è qui e che ritengo sia per tutti noi un punto di riferimento strategico. Allora, quello che voglio soprattutto fare oggi è ringraziare la mia Calabria, a partire da Domenico Furgiuele, amico mio carissimo. Abbiamo iniziato una grande collaborazione. All'inizio lui non sapeva che cos'era una squadra, sapeva però aver partorito la Lega Calabria. Oggi siamo veramente una squadra, e Tilde Minasi, che oggi rappresenta, io la votai per la prima volta nel 2017, lei a Reggio è quella che capitanerà insieme a Peppe Mattiani e tutte le altre componenti del partito la riconquista di Reggio Calabria. E grazie soprattutto ai consiglieri regionali, al capogruppo che ha preso il mio posto in regione, Peppe Mattiani, bravissimo, protagonista della politica reggina, e ai nostri consiglieri un grazie a Filippo Mancuso, che non è qui con noi ma che comunque idealmente è vicino a noi, a Bevilacqua e a Greco, consiglieri nuovi che rappresentano le istanze del territorio calabrese. Ma fatemi abbracciare la mia provincia, che è qui rappresentatissima, e tutti i consiglieri che hanno assolutamente tentato la rimonta regionale in una provincia dove il centrosinistra ha vinto il 70%, sono riusciti ad eleggere un consigliere. Grazie Mariolina De Marco, grazie il Presidente del Consiglio Di Paola e Mira Ciodaro, grazie Giovan Battista Schiavelli e tutti i componenti della lista di Cosenza che sono oggi qui insieme agli imprenditori. Un particolare bacio alla nostra amica Antonella Spezzano. Allora, noi siamo qui per parlare di persone. Non c'è un ministro che parla di persone come Alessandra Locatelli. Vi prego di farle il più grande applauso perché lei rappresenta ciò che noi vogliamo. Tante le cose fatte da Alessandra Locatelli, il fondo unico, il progetto vita, trasporti e disabilità, non ultimo la legge sui caregiver, che ha dato alla Lega una primogenitura unica, importante, straordinaria, e che vede finalmente la disabilità come una risorsa e non più come un accompagnamento. Lei ci ha accompagnato, io lo so che non vuole che noi lo diciamo perché lei è modesta nell'anima, però è straordinaria la sua azione. Mi sono scordata, ma lo faccio ora, di ringraziare Armando Siri, che porterà sull'arca, sul tesoro di questa convention per tutto il Sud, le idee, quelle disallineate, non omogenee, che comunque sono un tesoro da proteggere in un movimento pluralista come siamo noi. E adesso vi presento, e a nome di tutte le donne della Lega vi invito, ho parlato poco fa con Claudio Durigon, faremo una convention delle donne del centro-sud perché vogliamo parlare di politiche femminili, e vi presento queste straordinarie donne. Allora, a cominciare da Simona Baldassarre, assessore bravissimo della cultura e della famiglia per la regione Lazio. A lei lascio la parola. Grazie. Funziona, sì, eccoci. Buongiorno a tutti, contenta di partecipare a questo panel che mette al centro la persona, contenta di essere qui con le colleghe, in particolare il Ministro Locatelli, che ringrazio per tutto quello che fa per le persone fragili. In questo momento sono molto contenta di avere questa occasione per raccontarlo. In commissione, in Consiglio regionale, a proposito di persone fragili, di fragilità e di difesa della famiglia
che fa parte del titolo di questo panel in commissione e qui abbiamo la nostra capogruppo Laura Cartaginese, insomma, che ci sostiene in tutto. È in discussione la nostra proposta di legge sulla famiglia, ma non solo, sulla natalità e sulla crescita demografica. Una proposta di legge importante che è stata approvata in giunta e adesso è in discussione in commissione del Consiglio regionale. E voglio ricordare che dopo 24 anni, perché l'ultima legge sulla famiglia risaliva al 2001, quindi per 24 anni c'è stato un vuoto e quindi noi invece vogliamo ritornare a parlare di famiglia. La natalità è calata tantissimo. L'Italia è il paese più vecchio del mondo dopo il Giappone e quindi noi rimettiamo al centro la famiglia naturale, quella in grado di generare i figli, di educarli e di crescerli. Ci vogliono una mamma e un papà per fare questo. Una legge che fa una programmazione annuale e triennale, mi piacerebbe raccontarla tutta, però i punti salienti: rimette al centro i giovani che spesso sono spaventati dal poter andare avanti, dice faccio una famiglia, faccio i figli, come faccio? La carriera, le ragazze devono scegliere se fare carriera o andare avanti nel lavoro e invece c'è un progetto bellissimo che si chiama Famiglia Giovane, perché nei paesi dove vengono supportati i giovani e le giovani famiglie si è visto che c'è un aumento del tasso di natalità e quindi questi giovani abbiamo previsto di dare un sostegno economico per tutto il primo anno di nascita del figlio sotto i 30 anni ed è una cosa importante, che se fanno il primo figlio prima dei 30 anni è possibile che faranno anche il secondo e il terzo e quindi diamo un contributo alla natalità. E poi la maternità fragile, le donne vanno sostenute in ogni loro percorso, ma soprattutto devono essere libere di sceglierlo di portare avanti una gravidanza e quindi se sono in difficoltà economica noi diamo un sostegno economico alle donne che scelgono di andare avanti e anche questo vuol dire essere al fianco delle donne. La carta famiglia con un sacco di servizi e di agevolazioni per le famiglie numerose, perché ci sarà un fondo a favore delle famiglie numerose. E poi ancora le fragilità, c'è un focus anche sulle fragilità, perché devo dire una cosa, che quando in una famiglia c'è una disabilità, una fragilità, che cosa succede? Si stravolge la vita di quella famiglia. E spesso accanto alla forza che è richiesta per andare avanti c'è anche la sofferenza e le rinunce. E chi sono che spesso devono rinunciare alla loro indipendenza, al lavoro, alla formazione per dedicarsi a un figlio, a una mamma disabile? Sono le donne, madri, figlie, sorelle, che sono il focus, il centro della famiglia e noi vogliamo un supporto per queste donne e vogliamo che possa essere dato un aiuto ai disabili, anche alle famiglie con i disabili, anche per mantenerli presso il proprio domicilio. È una cosa importantissima questa, di sostegno alle donne. Ecco, vedo Claudio che mi fa segno di stringere, quindi una legge bellissima, una proposta di legge bellissima con tante iniziative, famiglia e natalità, perché è lì che si genera. A proposito di questo, Ministro, io volevo chiedere una cosa, un focus sulle donne. Che cosa possiamo fare per queste madri, queste mogli che spesso si devono occupare dei loro affetti disabili e che diventano caregiver probabilmente? Grazie. Facciamo tutti, dai. Allora volevo dare la parola a Laura Cartaginese, che è la sua seconda consigliatura, capogruppo in Lega in Regione Lazio. Laura, a te la parola. So che tu attenzioni moltissimo le politiche della fragilità, quindi dici qual è la tua esperienza. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, io mi associo ai ringraziamenti che hanno fatto tutti i presenti prima di me al nostro caro amico Claudio Dorigonne che lavora da sempre per il partito, ma un ringraziamento particolare lo voglio fare a te Alessandra, perché stai facendo un lavoro strepitoso, stai sempre in giro, sei molto attenta a tutte le problematiche che tutti i cittadini ti espongono, ma soprattutto dai retta anche agli amministratori
che non è cosa da poco, non è scontata. Io sarò molto breve, Ministro. Io mi occupo molto per quanto riguarda il sociale e ho notato, anzi mi hanno portato all'attenzione per quanto riguarda lo sportello dei disabili e ho presentato una legge dove spero che andremo a discutere a breve, perché questa è una legge molto importante, perché dovremmo dare dignità a queste persone, perché spesso capita che devono fare la fila, spesso capita che hanno difficoltà a chiedere informazioni e credo che questa del 2026 credo che sia giunta l'ora di cercare perlomeno di risolverlo. Lei come lo vede questo tema che stiamo portando avanti come Lega Regione Lazio? Adesso è il turno di Sabrina Figuccia, ma facciamole un applauso. Essere al comune di Palermo capogruppo della Lega è una sorta di miracolo impressionante. Vai Sabrina. Grazie Simona. Non faccio ringraziamenti, se no Claudio sale sul palco e mi picchia, quindi niente ringraziamenti, solo un saluto ai tanti colleghi siciliani che sono qui, ma soprattutto a quelli che non ci sono, gli amministratori, soprattutto i sindaci che stanno affrontando davvero una tragedia. Ma torniamo al tema di oggi, davvero grazie ad Alessandra che ha messo in piedi quella che io dico non è una norma, ma è una rivoluzione, Alessandra, è una rivoluzione culturale che parte dal linguaggio per arrivare fino alla pratica. E devo dire che grazie a questa esperienza di formazione che stiamo facendo sui territori, perché Palermo da settembre, come Alessandra sa bene perché è venuta tante volte a Palermo, è entrata proprio nella sperimentazione, stiamo vivendo davvero un cambiamento culturale, è un'esperienza gratificante perché gli esperti di settore a cui noi ci rivolgiamo, che sono dirigenti dell'INPS, dell'ASP, responsabili degli uffici scolastici regionali, cioè i vertici del mondo della disabilità, sono partiti da un atteggiamento critico, scettico, illustrando, iniziavamo le giornate una tragedia. Le finivamo grazie ad un approccio che era più esperienziale, in cui la formazione non era frontale ma era assolutamente dinamica, con una restituzione fortissima, in cui loro stessi hanno realizzato delle UVT, delle unità di valutazione territoriale composite con tanti componenti in maniera assolutamente trasversale e hanno realizzato un vero e proprio progetto di vita partecipato, in cui c'era anche uno scambio di ruoli, qualcuno faceva anche la parte della persona con disabilità, qualcun altro quella dei genitori, degli assistenti, di tutte le figure, insomma sono venuti fuori dei progetti di vita davvero reali, che mettevano al centro la persona e che imparavano da soli, in autonomia, facendo rete, che è la cosa più preziosa che i territori possono creare, a creare un progetto di vita che partisse dalle esigenze della persona, dai suoi talenti, dai suoi desiderata, soprattutto guardando ad economie, che è un tema che gli amministratori locali interessa tanto e agli esperti del settore, guardando le economie già esistenti, non cercandone delle altre, che è comunque una richiesta spesso presente, ma partendo da questa restituzione che è assolutamente positiva e che parte appunto da questo approccio più esperienziale. Alessandra, voglio farti una domanda su un tema su cui sto lavorando tanto, su cui Palermo in particolare sta sperimentando una progettualità che sta rilevando tante criticità. Parlo della figura professionale degli ASACOM, gli assistenti alla comunicazione, figura importantissima per i nostri alunni con disabilità, perché l'ASACOM fa un po' da elemento di mediazione, da ponte, Simona, tra quella che è la famiglia e diciamo l'istituto scolastico, no? Questa figura professionale a Palermo in questo momento viene gestita come se fosse un lavoratore autonomo con partita IVA, il che crea tanta discontinuità. Ecco, ti chiedo, ne abbiamo già parlato, ma approfitto di questa occasione per, strapparti anche un impegno, so che non ti sottrai mai a questo, su questa comunità così importante. Sono tantissimi questi professionisti di livello altissimo, dobbiamo dirlo, che però non hanno una vera e propria figura professionale
professionale riconosciuta a livello nazionale. Non hanno un albo, non hanno un contratto collettivo nazionale. A questi professionisti bisogna dare una grande attenzione nell'interesse delle persone con disabilità. Grazie. E adesso la parola a Michela Rostan, già vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, attualmente consigliere della Regione Campania, invitandola a rispettare i tempi, se no ci uccidono. A te la parola. Grazie Simona, sarò brevissima, ci tenevo a portare... Ok, adesso mi sentite, ci tenevo a portare un ringraziamento sincero e sentito al Ministro Alessandra Locatelli, perché credo che il 12 gennaio con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sui caregiver familiari si sia segnato un passaggio storico e una battaglia di civiltà, un atto di giustizia che il nostro Paese aspettava da tanto tempo, perché parliamo di migliaia e migliaia di persone, anche per esperienza diretta questo lo dico, che si prendono cura con amore e con dedizione di un proprio caro, molto spesso rinunciando al lavoro, a tempi di vita personale, a spazi personali. E cara Alessandra, ti dico di più, si tratta di migliaia e migliaia di persone che per troppo tempo hanno sostituito un pezzo importante del nostro sistema di welfare e lo hanno fatto senza tutele, senza risorse, senza nessun sostegno. Allora, che cosa penso? Che la fattispecie dei caregiver è una fattispecie molto complessa, molto articolata. Noi dobbiamo provare a fare una grande azione di informazione e di sensibilizzazione, perché i caregiver vanno rispettati e non vanno strumentalizzati come qualcuno sta provando a farlo anche nella mia regione. Vecchi steccati ideologici che finora non hanno prodotto nulla. E allora il mio impegno sarà quello, appena il Consiglio regionale della Campania diventerà operativo, e veramente di lavorare su una grande alleanza territoriale, coinvolgendo il mondo del terzo settore, associazioni, cooperative, enti religiosi che in tutti questi anni hanno sopperito anche ad un importante vulnus normativo. Ci sono i caregiver che si occupano dei nostri giovani e dei nostri ragazzi, che devono pensare al loro futuro e quindi hanno bisogno di servizi scolastici, di servizi di inclusione, di accompagnamento, di supporto psicologico. Ci sono caregiver che si occupano degli adulti, e qui la sfida è quella del dopo di noi. La sfida del dopo di noi, quindi dell'inserimento di una vita indipendente, perché l'amore per un caro non può essere soltanto una prigione dorata. E poi i caregiver che si occupano degli anziani, e quindi l'accompagnamento al tramonto della vita, e quindi la tutela della non autosufficienza legata all'età. Ecco, penso che allora veramente noi siamo chiamati ad una grande azione di dialogo e di ascolto. Ti supporteremo, e quello che vorrei domandarti è proprio questo: come possiamo fare, e soprattutto quali saranno i prossimi passi per proseguire in questa importante opera, processo di inclusione, per avere finalmente una visione chiara del modello di vita che tu hai proposto e che stai portando avanti con grande determinazione. Siamo arrivati alle risposte della nostra ministra Alessandra Locatelli. Grazie. Sto qua. Grazie, abbiamo ancora 11 minuti e qualcosa in più, ne userò meno. Ne uso meno comunque. Allora, intanto grazie a tutti voi, e partendo dalle risposte di alcune dei quesiti che sono stati fatti dai nostri rappresentanti, dalle nostre rappresentanti, in particolare Laura ha detto che cosa ne penso di quello che sta facendo la Regione Lazio. Io voglio dire che dove governa il centrodestra, dove c'è la Lega, che con i suoi assessori, con i suoi consiglieri tiene il punto, va molto bene. E nelle altre regioni, come in Campania, dove ancora non è operativo il Consiglio regionale, che mi preoccupo. E lì bisogna anche capire, no? Perché poi io, quando tu mi hai detto stamattina che non siete ancora operativi, mi è preso un colpo, perché già siamo indietro con le risorse che dovrebbero spendere in questi territori, soprattutto al servizio delle persone con disabilità e delle famiglie. Se ci impiegano anche mesi per attivare il Consiglio regionale e renderlo operativo, questo diventa davvero un problema, non solo per la Campania, non solo per le persone con disabilità e le famiglie che abitano lì, ma per tutto il resto del paese, con il riparto delle risorse che poi vengono chieste
queste non vengono utilizzate. Sicuramente stiamo andando in una direzione molto importante, perché dove il centrodestra anche lavora sodo, come in questo governo, noi abbiamo tempo di mettere a terra degli obiettivi importanti. Avete toccato il tema del caregiver, il tema della riforma sulla disabilità, e ci sono tanti altri fondi che stiamo mettendo a disposizione. Questo lo si può fare quando si è uniti, coesi e si lavora per il bene dei cittadini, come sta facendo questo governo, soprattutto mettendo le persone al centro, soprattutto mettendo le famiglie al centro, soprattutto ribaltando la prospettiva. Non stiamo più lavorando in termini di aiuto e assistenza, ma stiamo lavorando per valorizzare le persone, le loro capacità, i loro talenti, le loro competenze, i loro bisogni. Non solo assistenzialismo, ma la valorizzazione delle capacità, per avere un paese e delle comunità più forti, perché se continuiamo solo a pensare che le persone hanno bisogno di supporto sanitario, poverine, hanno bisogno di essere collocate solo da qualche parte, e non iniziamo invece a pensare che ogni persona è una risorsa straordinaria per far crescere il nostro paese anche dal punto di vista economico. Poi certo ci dobbiamo migliorare anche nei servizi, nell'integrazione sociosanitaria, che per 30 anni è stata invocata ma non è mai stata messa a terra veramente. Ma con la riforma sulla disabilità, 435 milioni di euro messi a disposizione ogni anno per implementarla, ribaltiamo la prospettiva, e la cosa che facciamo è obbligare i servizi sociali a dialogare con i servizi territoriali, che significa sociale e sanità dialogano, si occupano insieme della persona. Questa è la rivoluzione, non è solo nella ricomposizione delle commissioni per la valutazione dell'invalidità civile, non è solo nell'introduzione del progetto di vita, seppur uno strumento importante per mettere al centro i bisogni della persona, ma l'obbligo di lavorare insieme. Non può più esistere che una persona deve andare allo sportello per chiedere la fisioterapia, alla scuola per chiedere il servizio scolastico, da un'altra parte per chiedere il domiciliare, l'assistenza domiciliare. Esiste la persona con i suoi bisogni, e le istituzioni si devono muovere, lavorare insieme per dare le risposte. Per la prima volta dopo tanti anni. È chiaro che il nostro paese è in un sistema che spesso è burocratizzato, arrugginito e rallentato. Noi stiamo andando a scardinare questo sistema, perché le persone non possono più fare file infinite, le persone non possono più andare ogni anno a farsi rivedere quando la loro condizione di disabilità è già stata acclarata, è certificata. Abbiamo eliminato le visite di rivedibilità. Attualmente ci sono 7 commissioni che rilasciano 7 certificati con 2 domande. Con la riforma sulla disabilità la commissione è una che rilascia un certificato senza dover andare tutte le volte a farsi rivedere, e con un'unica domanda, eliminando il passaggio ai patronati, che è obbligatorio. Possono essere di supporto i patronati, ma non può essere che una famiglia in una condizione anche molto complessa, quando magari c'è un bambino con una diagnosi gravissima, esce dall'ospedale e la famiglia si deve anche preoccupare di fare 2 domande in sportelli differenti, una al patronato, una dal medico. Sono cose inaccettabili, sono cose che umiliano le persone e le famiglie. Da questo partiamo anche per dire che quando dico che si cambia un sistema di welfare che si è stabilito 30, 40, 50 anni fa, noi intendiamo anche spingere verso il rinnovamento dei servizi. Non possono più esserci servizi standard uguali per tutti, ma c'è bisogno che i servizi si rinnovino, siano elastici intorno ai bisogni delle persone e delle famiglie. Io penso che tutti voi conosciate persone con disabilità, famiglie che hanno in carico, o qualcuno di voi lo è se stesso caregiver di qualcun altro. Ecco perché io ho pensato che non potevamo più aspettare per dare una risposta soprattutto ai caregiver familiari, a partire dal caregiver familiare
convivente, prevalente, colui che ama, cura e non vuole essere sostituito, lo dico sempre, perché si tratta di partire da quelle persone che 24 ore su 24 si dedicano al proprio caro, che può essere un figlio, può essere un fratello, può essere un genitore, può essere un parente affine, ma lo fanno come una maratona perpetua. Dopo 10 anni e 31 provvedimenti che sono naufragati tra Camera e Senato, l'abbiamo portato noi ed è stato approvato in Consiglio dei Ministri con una copertura economica di 257 milioni di euro, con diverse tutele differenziate che vanno per il caregiver, per esempio giovane, dal non dover pagare le tasse universitarie, per il caregiver lavoratore la possibilità di chiedere il part-time o il lavoro agile, e poi altre misure e tutele. Naturalmente la parte economica con queste risorse è circoscritta alle persone che hanno determinati requisiti. Possiamo fare di più? Certo che possiamo fare di più, ma anche quando qualcuno alla Camera dei Deputati al question time ha detto che si potevano mettere più risorse, io ho detto sì, certo, è per quello che noi ne abbiamo messe di più di quelle che nelle proposte del PD sono state fatte in passato. Poi, quando si fanno le proposte, disegni di legge, proposte parlamentari, magari bisognerebbe anche evitare di fare della fantascienza, perché ho letto di proposte parlamentari dove con 30 milioni di euro davano anche le provvidenze per la pensione e i contributi, eccetera. Questa è fantascienza, perché voi capite che per arrivare lì bisogna fare questo primo passo importante per il riconoscimento che non è un reddito di cittadinanza, che non è solo un contributo economico, ma è una forma di dignità per le persone dal quale non si torna più indietro, e abbiamo bisogno di individuare una platea dalla quale partire e poi nel corso del tempo costruire anche temi come il prepensionamento, come i contributi figurativi. Certo che li voglio, certo che io non sono felicissima, sono felice però perché per la prima volta c'è una proposta normativa condivisa sulla quale hanno lavorato più di 50 soggetti e che dà una risposta concreta, non fantascienza, una risposta concreta. Su questa dobbiamo lavorare per la prima volta. Qualcuno ha citato naturalmente anche il tema della riforma sulla quale stiamo andando avanti e voglio solo dire che adesso verranno coinvolte altre 40 province. È uno sforzo immane, l'ho detto poco fa, stiamo ribaltando la prospettiva, quindi anche la formazione negli uffici è importantissima. In tutti i vostri territori si arriva con la riforma, perché dal 1° gennaio 2027 quello deve essere il metodo utilizzato da tutti. Serve un accompagnamento e una formazione, ma anche uno spirito positivo di incoraggiamento al cambiamento, perché se noi ci troviamo davanti operatori e funzionari che dicono che vabbè, però fino a ieri ho fatto così, era più comodo, quello rovina il paese, quello rovina l'Italia, perché il mondo è cambiato, le persone con disabilità e le famiglie sono cambiate e sappiamo bene che le risposte attuali frammentate non vanno più bene per nessuno. Quindi la riforma è iniziata, il cambiamento è in atto non perché lo dice Alessandra Locatelli, ma perché è così, si è allungata la vita, sono cambiate le opportunità, la scienza, la medicina e noi dobbiamo stare al passo. Abbiamo iniziato a farlo, cerchiamo di occuparcene tutti, spingendo anche in maniera positiva verso questo cambiamento. Tema educatori, Asacom, vabbè. 2 parole sulle risorse, perché qualcuno pensa che questo ministero, siccome senza portafoglio, non abbia risorse. Allora, noi mettiamo 435 milioni all'anno per la riforma sulla disabilità, 50 milioni ogni anno per le regioni sul turismo accessibile e ci sarà un grande evento ad aprile a Firenze per portare avanti questo tema. Mettiamo 30 milioni all'anno sull'autismo, 260 milioni per l'autonomia e la comunicazione, più 70 per il trasporto, prima erano solo 200, senza negli altri 60, negli altri 70, quindi ho voluto andare in direzione di supportare questo tema che ha bisogno naturalmente di più risorse e di tutto il nostro impegno anche in termini economici, ci ragioneremo anche con la prossima legge di bilancio. Educatori, il tema degli educatori è fondamentale, sono figure che reggono i servizi e stanno insieme alle famiglie. Abbiamo bisogno però di parlare degli educatori in modo positivo, perché se accendo la televisione e vedo che
nella comunità è andato tutto male, qualcuno è stato maltrattato, è un lavoro di serie B, poverini, lo stipendio, eccetera. È vero, sono sottopagati, io arrivo da quel mondo, ma abbiamo bisogno anche di trasmettere messaggi positivi, perché in tutte le realtà che voi conoscete, perché io sono venuta da tutti voi, c'è potenzialità, progetti meravigliosi, servizi che eccellono e non vengono raccontati da nessuno. Facciamolo noi, raccontiamoli. In questo ringrazio il Dipartimento Disabilità che sta lavorando su questo molto bene. E l'ultima cosa con cui chiudo, perché abbiamo pochi secondi e non ho rispettato, Io Valgo, siccome nessuno ne parla di queste cose, ci siamo fatti la nostra rivista. Io Valgo arriva gratis a casa già di 12.000 persone. Viva la Lega, una, forte, unita, e io sono orgogliosa di farne parte. Grazie Ministro. Ministro, abbiamo chiuso, facciamo la foto di rito, Ministro, una foto tutta al femminile. Eccoci. Fatta la foto, facciamo anche il selfie. Ministro. Sì, ci sono. Grazie Ministro, grazie a tutti. 10 secondi, no, 35 sono, 35 sono un fuoricampo. Allora, passiamo all'argomento che insomma di cui si parla molto, perché fra meno di 2 mesi si vota, referendum sulla giustizia, un sì che cambia l'Italia, vediamo. Inevitabilmente per il suo funzionamento occorre una profonda trasformazione dell'ordinamento giudiziario e non è pensabile né logicamente plausibile in un codice che accentua vistosamente le caratteristiche di parte del PM pensare che le carriere dei magistrati del pubblico ministero e quelle dei giudici potranno rimanere ancora a lungo indistinti. Prima di presentarvi i relatori, io direi che facciamo un applauso, parliamo di giustizia, abbiamo visto Giovanni Falcone, io farei un applauso a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, a Rosario Livatino, a tutti i magistrati impegnati nella lotta alla mafia, a chi si è sacrificato per lo Stato, a chi ci ha lasciato quelle idee, come diceva Giovanni Falcone, che continuano a camminare perché le idee sono in movimento sulle gambe degli uomini. E ora chiamerei il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, Simonetta Matone, l'onorevole Matone che è un ex magistrato, Jacopo Morrone che non solo è deputato della Lega ma salve è anche segretario della Lega della Romagna, e poi Cosimo Miccoli che è avvocato, cioè tutti persone espertissime, e già sindaco di Squinzano, Severino Nappi che è vice segretario regionale della Lega Campania, l'onorevole Valeria Sudano che farà da moderatrice di questo evento. Allora, sui tempi più o meno ci siamo, lo sforo è stato di pochi secondi, quindi mi raccomando, siate anche voi bravissimi. Quello che vi chiedo però è di non spegnere mai i microfoni che voi avete accesi, li lasciate accesi, li mettete di lato e li lasciate accesi. Grazie. Buongiorno a tutti, si sente? Una riforma attesa, una riforma attesa, discussa anche con toni aspri negli ultimi 30 anni, finalmente il centrodestra con coraggio è riuscito a fare un'approvazione nei 2 rami del Parlamento e oggi siamo in campagna referendaria per il 22 e il 23 marzo. Questa è una campagna referendaria su un argomento delicatissimo che riguarda tutti i cittadini italiani, non è una riforma di parte come viene raccontato, ma è una riforma che si rivolge ai cittadini proprio per avere un giusto processo, per avere un arbitro quando ti trovi purtroppo a incappare in vicende giudiziarie. Si sentono tante fake news su questa riforma.
ma il fatto che mi permetto di dire è molto grave, che a differenza delle fake alle quali siamo abituate, che magari provengono dal Movimento 5 Stelle, in questo caso provengono da alcune correnti della magistratura, e credo che questo sia inaccettabile, perché quando si parla nel merito degli argomenti non si possono mettere in campo argomentazioni inesistenti rispetto a quella che è la riforma. Proprio su queste fake io ci terrei intanto a presentare i nostri ospiti. Abbiamo la nostra Simonetta Madone, che tutti conoscete, la nostra parlamentare della Lega, appassionata giurista, alla quale già chiederei subito: Simonetta, perché si dice che si svilisce il ruolo dei magistrati con il sorteggio del CSM? Allora, questa è una riforma che fa paura e io personalmente sono felicissima che ci avviamo verso il referendum. Perché? Perché finalmente i cittadini potranno esprimere la loro opinione. Noi questo referendum lo vinceremo, perché lo vinceremo, e saremo ancora più forti. Allora, questa è una riforma necessaria, perché la riforma della giustizia è una riforma incompiuta. Il primo a dire che lo era Giuliano Vassalli, perché noi siamo passati dal processo accusatorio, dall'inquisitorio all'accusatorio, e mancava questo elemento, la separazione delle carriere. Tu hai parlato di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nell'ultima intervista rilasciata era assolutamente favorevole alla separazione delle carriere. Detto questo, che cos'è che fa paura ai miei ex colleghi? Non fa paura la separazione PM giudice, seguitemi, fa paura il sorteggio. E perché fa paura il sorteggio? Quando è uscito il libro Palamara Sallusti, in un paese normale il CSM si sarebbe dovuto sciogliere e ricominciare da capo, e continuato tutto come prima. Ragion per cui che ne dicano anche parti del governo, abbiamo fatto delle cose. Chi cos'è che terrorizza? È il sorteggio, perché affidare al caso la rappresentanza è la cosa che i miei colleghi più temono. Il quesito che io vi pongo, e voi che state sui territori, quando fate dibattiti ditelo: ma perché non abbiamo paura del sorteggio per la composizione della Corte d'Assise che infligge l'ergastolo? Perché per l'ergastolo uno dei componenti può essere scelto a sorte e qui no? Perché nella composizione del Tribunale dei Ministri, che mette in stato d'accusa il Presidente del Consiglio e i ministri, i giudici sono scelti a sorte? Io ho partecipato come sostituto procuratore generale ai sorteggi. Perché nessuno si è ribellato di queste anime belle dicendo: ah, ma la casualità svilisce il dibattito? Ripeto, perché va bene per l'ergastolo e per la composizione del CSM e dell'alta. Concludo dicendo: attenzione, i soggetti che faranno parte dei nuovi CSM dell'alta corte, quella disciplinare, non sono scelti tra i passanti, sono scelti tra coloro che hanno vinto un concorso durissimo, la selezione è bestiale, B, sono soggetti formati, perché per il primo grado devono avere 15 anni di anzianità, per il secondo 20 anni. Perché averne paura? Perché ve lo dico io, perché i giochi sono finiti. Cosimo Vincoli, cosa vuoi chiedere ai nostri ospiti? Sì, salve, buongiorno. Sì, io vorrei chiedere innanzitutto la riforma del referendum va bene, speriamo che vinca con una percentuale decisiva e che sia incoraggiante, però dottoressa, io dico che oltre la riforma, oltre la separazione delle carriere, l'Italia ha bisogno certamente di concentrare la propria attenzione anche sulla riduzione dei tempi del processo, sia quello civile che quello penale, che va a braccetto anche con la certezza del diritto e della pena.
questa è è una domanda che deve fare a Ostellari, che sta al governo. Io gli passo, rispondi tu, non io. Io posso dire che la situazione è nettamente migliorata, che se ne dica, perché sono stati assunti solo nell'ultimo anno altri 2000 magistrati, sono stati sostituiti il personale che è andato in pensione, il PNRR ha alimentato potentemente l'ufficio del processo, però passo la parola. Ma tanto siamo, grazie, tanto siamo in squadra, no? Qui siamo in famiglia, rispondiamo, poi non c'è stampa, possiamo anche dire cose forti, giusto? Allora, colgo l'occasione per rispondere a questa domanda, ma mi collego al filo logico che abbiamo appena ascoltato anche dal ragionamento di Simonetta Mattone, che ringrazio anche per le sue battaglie. Se facciamo un grande applauso a Simonetta Mattone, perché quando va in televisione almeno, no? È chiara, lineare, c'è scritto Lega sotto, c'è scritto Lega, certo, ma noi lo sappiamo da dove arrivi e cosa rappresenti, anche per la tua storia. Allora, diciamoci anche un po' la verità. Questa riforma riequilibra i poteri dello Stato. E guardate che questa nostra democrazia, se noi non la difendiamo attraverso questa riforma, non crescerà. Questo nostro paese rischia di morire per la sovrapposizione di alcuni poteri che in questi ultimi decenni hanno avuto nei confronti degli altri. In particolare, quindi, non occorre che io vada a raccontare gli episodi della magistratura. Ovviamente quando parliamo di magistratura non intendiamo tutta la magistratura, di una parte della magistratura contro una parte della politica. Non occorre andare a raccontare gli episodi, ma quando diciamo questo e affrontiamo questo tema, ovviamente sappiamo benissimo quanto sia delicato il tema del riequilibrio dei poteri all'interno di questo nostro Paese. Quindi il governo faccia il governo, il Parlamento faccia il Parlamento e la magistratura faccia la magistratura. E questa nostra riforma, oltre a riequilibrare i poteri, ha il grande merito di liberare i tantissimi magistrati per bene che ogni giorno lavorano in silenzio, nonostante le tantissime difficoltà. La grande nostra prospettiva è proprio questa: dare libertà alla magistratura, ridare credibilità alla magistratura e liberarla non dalla politica, che semmai era il contrario, ma liberarla dai condizionamenti delle loro correnti, da quella degenerazione delle correnti. E questo è il grande merito che abbiamo noi come centrodestra. Poi noi nel nostro movimento lo sappiamo, abbiamo anche affrontato durante la scorsa legislatura un referendum praticamente da soli, insomma c'è stato qualcuno che ci ha dato una mano, ma l'abbiamo affrontato, l'abbiamo comunque portato avanti con grande determinazione, su temi assolutamente analoghi, e il primo punto era proprio quello della separazione. Quando da sinistra, soprattutto da sinistra, ci attaccano e ci dicono «Ah, ma questa è una riforma che non velocizza i processi». Giusto, perché questa è una riforma però essenziale, senza la quale tu non sistemi il Paese. Prima sistemiamo il Paese con questa riforma che riguarda il riequilibrio dei nostri poteri e contestualmente, guardate che in questi 3 anni abbiamo fatto come centrodestra qualcosa di unico in relazione ai concorsi, non solo di magistrati come ha ricordato prima la Mattone, ma anche con il personale. Noi a metà di questo 2026 siamo in grado di distribuire in tutto il territorio nazionale quasi 10.000 persone che andranno a lavorare all'interno dei nostri tribunali. 3.000 sono solo tra assistenti e funzionari, UNEP. Non tutti sanno che cosa sono, ma sono
persone che vanno ad aiutare il lavoro dei magistrati e 6.000 sono i famosi UPP, gli addetti per gli uffici del processo, che dagli altri erano stati abbandonati e che con noi trovano una collocazione definitiva. Queste sono risposte che stiamo dando, e quindi, per rispondere anche a lui, attraverso queste riforme parallele rispetto a quella dell'ordinamento giudiziario, noi affrontiamo e diamo a questo Paese più credibilità e incidiamo anche sulla velocità dei processi. Jacopo Morrone, collega della Lega, presidente della Commissione Ecomafie, sottosegretario alla giustizia nella precedente legislatura. Jacopo, anche a te ti chiedo di rispondere a una fake che circola, cioè che questa riforma vuole far sì che i magistrati finiscano sotto l'esecutivo. Allora, credo che sia giusto dare una risposta anche su questo. Guardi, noi abbiamo tutti quanti, perché poi gli addetti al mestiere magari lo sapevano, appreso che abbiamo letto del sistema Palamara, dove c'erano magistrati, dove ci sono magistrati che probabilmente tuttora ricoprono ruoli fondamentali in alcune procure, non per meritocrazia, ma perché appartengono a una determinata corrente. Abbiamo appreso sulla nostra pelle, sulla pelle del nostro segretario Matteo Salvini, cosa voglia dire avere un'idea di libertà diversa da quella di un sistema che è un sistema che purtroppo, lo abbiamo visto, per distruggere la Lega ha fatto di tutto. Chiunque di noi deve ricordare le intercettazioni contro Matteo Salvini, quelle che dicevano che va colpito perché è della Lega e va colpito perché è Matteo Salvini. Perché attenzione, hanno colpito lui perché è il nostro segretario, ma potrebbero colpire tutti noi. È accaduto nel primo governo, quando hanno colpito tanti dei miei colleghi ex sottosegretari. E quindi questo è un messaggio che deve circolare. Allora abbiamo una grande opportunità. Vedete lì, il vignettista è bravissimo, ha fatto una bellissima vignetta. Purtroppo se vincerà il no, che non vincerà perché vincerà il sì a tutti i costi, la bilancia non sarà sbilanciata, ma sarà rotta, perché ce la faranno pagare con gli interessi, perché hanno paura di perdere quei privilegi che ancora hanno. Questa è la realtà delle cose. E allora noi avremo la grande possibilità, quando in un processo avremo un giudice finalmente terzo, imparziale soprattutto, che possa giudicare, che non abbia timore di essere a sua volta giudicato da un pubblico ministero che potrebbe stroncargli la carriera. Queste sono le parole di Giulia Bongiorno in Senato, spero che tanti di voi le abbiano ascoltate, che non le ascoltate le vada ad ascoltare. Quindi la nostra grande possibilità è di cambiare finalmente con una grande riforma della giustizia. Ci hanno provato in tanti in passato, ma nessuno ci è riuscito. E veramente la Lega, Matteo Salvini, tutto lo staff di giustizia, stavolta ce la possiamo veramente fare. Quindi non dobbiamo mollare un millimetro. Articolo 104. Non sarà mai sottomesso un pubblico ministero alla politica, è impossibile, non è scritto da nessuna parte, leggete, è una fake news, se la stanno inventando. Addirittura gli stessi magistrati della NM hanno dichiarato che è diventata ormai una campagna elettorale non più nel merito, ma presa per partito politico, ed è un referendum sul governo Meloni. Questo non può accadere e noi dobbiamo batterci e dobbiamo farci vedere sempre di più. Ragazzi, stanno facendo campagne elettorali nelle parrocchie, nelle chiese. Ci rendiamo conto della campagna del no? L'ultima notizia di questa mattina, addirittura nelle scuole, dove non intervistano uno che la pensa per il no e uno che la pensa per il sì, ma solo quelli per il no. Se l'avessimo fatto noi ci avrebbero attaccati al muro. Quindi io penso serva un nostro grande sforzo, perché abbiamo la grande possibilità finalmente di dare un contributo al sistema della giustizia, ed è la nostra grande opportunità. Ce la metteremo tutta, però abbiamo bisogno di ancora più forza, perché attenzione, il punteggio ci dice che siamo oltre 10 punti sopra, quindi non dobbiamo però sederci, perché dobbiamo avere il grande timore di quello che sono la campagna elettorale di una sinistra che tenterà di metterlo a livello politico e di cercare di dare un calcio a questo governo, che è un governo che deve lavorare ancora per 1 anno e mezzo e poi lavorare per altri 5 anni, facendo vedere il cambio di passo che stiamo facendo, che sia di responsabilità per tutti. Quindi grazie. Permettetemi di dire che Simonetta è anche la memoria storica del diritto penale, del codice nel nostro paese, è stata anche
segretario, capo della segreteria del ministro Vassalli, e quindi ha seguito esattamente qual è stato il percorso del nostro processo penale. Allora io quello che vorrei sapere da te, Simonetta, con l'Alta Corte riusciremo finalmente a dare un segnale al Paese che chi sbaglia paga sempre, questo paese tranne i magistrati? Allora, io me lo auguro fortemente e mi auguro soprattutto che vengano sanzionati anche nel contenuto determinati provvedimenti. Vi faccio l'esempio delle norme del pacchetto sicurezza. All'interno, per esempio, del decreto Cutro, noi abbiamo magistrati che seguono le indicazioni di Magistratura Democratica e Area riportate sui loro siti, andateveli a vedere, dove una volta che esce un provvedimento come quello del trattenimento o del collocamento in Albania, spiegano tecnicamente come vanificarlo. Ci sono stati magistrati come la Apostolico, che grazie al Signore è uscita dal ruolo, non so perché se n'è andata, i quali come lei, nel convalidare un provvedimento, meglio non convalidarlo, hanno scritto che se ne fregavano della lista dei paesi sicuri del Ministero degli Esteri. Cioè, nel momento in cui tu hai un soggetto che è entrato clandestinamente in Italia, tu lo puoi rispedire al suo paese se nel suo paese non corre dei rischi. Il Ministero degli Esteri fornisce la lista dei paesi sicuri, faccio l'esempio dell'Egitto, dove molti di noi vanno in vacanza, io ci sono andata 3 volte, ha 800.000 italiani in vacanza tutti gli anni, lei non ha restituito questi 4 soggetti asserendo che correvano rischi per la loro incolumità e al quesito, l'ha messo per iscritto, la lista dei paesi sicuri e ha detto me ne frego. Questi 4 sono uccelli di bosco, hanno commesso dei reati gravissimi, li hanno arrestati, ma vi rendete conto che noi viviamo in un sistema dove dei magistrati possono scrivere che i centri in Albania, indipendentemente da quello che noi pensiamo, giusti o sbagliati che siano, ma loro sono in grado di scrivere che i centri in Albania sono uno schifo e che loro non ce li manderanno mai. Cioè siamo al delirio di onnipotenza che pervade tutti. Allora come si stronca il delitto d'onnipotenza? Modificando anche quelle che sono le norme dell'ispettorato, perché tanti di voi vengono da me e dicono hanno fatto una porcata, chiediamo l'ispezione. L'ispezione, belli miei, purtroppo si ferma soltanto all'assetto procedurale, non può entrare nell'assetto contenutistico, nella violazione delle norme. Noi dobbiamo stare attenti anche a questo e spero che l'Alta Corte di Giustizia operi in questo senso dinanzi a errori giuridici macroscopici e madornali. Grazie. Ultima domanda, Severino Nappi al nostro sottosegretario Ostellari. Io volevo dire brevemente un passaggio. Questo paese soffre di una crisi di giustizia che i cittadini vivono e su questo il governo sicuramente sta dando delle risposte anche sul territorio. Questo è quello che volevo chiedere a Andrea. E poi a Jacopo una considerazione. Noi ogni volta che un governo di centrodestra mette mano a una riforma della giustizia si alza il solito coro dell'attentato alla Costituzione. Per esempio ieri Gratteri, che pure ha subito in qualche modo degli impatti sulla sua carriera che qualcuno dovrebbe ricordare, lui stesso, tant'è vero che girano ancora dei video su quello che lui diceva in quel momento, improvvisamente, per esempio, ha parlato ieri sul sorteggio truccato, distinguendo quello che riguarderebbe i magistrati puro e quello invece mediato che riguarderebbe i membri non toccati. Questo impianto, rispetto al quale ovviamente c'è un attacco politico, evidentemente crea nel cittadino una tensione che è quella che dovrebbe essere, secondo me, affrontata. In che modo si deve, secondo te, raccontare che c'è dietro, anche e soprattutto da parte dell'ANM, una spinta che è corporativa? Quali sono gli elementi che forse dobbiamo porre l'attenzione rispetto al territorio? Perché su questo ci giocheremo i prossimi 2 mesi la partita.
Allora, parto io, manca poco, no? Dobbiamo essere bravi. Quindi, guarda, io direi che in questo nostro paese, oltre a mancare quello di cui abbiamo parlato prima, manca anche a volte un po' di buonsenso, manca a volte anche un po' di praticità. Siamo in Abruzzo, ad esempio, e in questa terra, ma non solo qui, ma qui in particolare, la giustizia era stata dimenticata, anche da un punto di vista pratico. Qui, ad esempio, voi avete dei tribunali che, secondo una vecchia riforma di circa 15 anni fa, che qualcuno ha voluto ideare, pensare e portare a termine poi, si era deciso di chiudere i tribunali più vicini ai nostri territori. Lo sapete, giusto? Con questo governo, con questa maggioranza, noi non solo abbiamo posto rimedio, ma abbiamo cominciato a ridisegnare una giustizia che è vicina ai cittadini e alle imprese, perché la giustizia non è fatta solo ovviamente di norme, di codici, di atti, di udienze. La giustizia è fatta anche di luoghi ed è fatta di persone. Se le persone non si incontrano, non sanno capire dove sta ovviamente anche la risposta dello Stato, le persone si perdono, le persone non crescono, non investono, non vengono nel nostro paese, non rimangono in questo nostro paese. La giustizia è uno dei pilastri anche della crescita di questo nostro meraviglioso territorio. E questo territorio, l'Abruzzo in particolare, che era stato abbandonato, è stato invece ripreso da noi, da questa maggioranza. Il governo ha adottato un testo in Consiglio dei Ministri di recente che finalmente darà stabilità ai tribunali di questo territorio, darà stabilità ai tribunali anche lì, quelli minori, delle isole minori, Ischia, tanto per citarne qualcuno, Portoferraio per citarne qualcun altro, e comincia a investire in strutture anche nuove, Questo cambia radicalmente la visione della giustizia da 15 anni a questa parte, e quindi il merito è sicuramente di questo governo, sicuramente del centrodestra, ma in particolare, ricordatelo, è di una Lega che non ha mai mollato sul punto. Grazie sottosegretario, grazie a tutti. La foto di rito. Simonetta, la foto. Grazie a tutti, andiamo avanti, andiamo proprio in movimento questa volta, perché parleremo dello sviluppo dell'Italia, ZES e infrastrutture. Vediamo. Allora andiamo proprio in movimento con l'amministratore delegato di Autostrade Vito Cozzoli. Vediamo. L'amministratore delegato e il direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato, Giossi Romano, coordinatore struttura di missione ZES. Poi Carla Mannetti, consigliere regionale dell'Abruzzo, Pasquale Pepe, che è vicepresidente della regione Basilicata, nonché assessore alle infrastrutture, e poi il professor Vincenzo Pepe, che è professore dell'ambiente, e poi l'onorevole Nicola Ottaviani, che modererà tutto il panel. Eccolo. Mi raccomando i tempi e mi raccomando i microfoni che devono rimanere accesi. Grazie. Allora, il panel è dedicato a quello che è il rapporto tra gli investimenti, le infrastrutture del nostro paese, e riuscire a comprendere anche quanto queste infrastrutture possano contribuire in qualche modo
a dare un'iniezione in più a quello che è il nostro prodotto interno lordo. Solo come premessa ricordiamo il fatto che secondo quello che è l'ultimo report pubblicato dalle riviste specializzate in Europa che si interessano proprio di infrastructure barometer, sembrerebbe, utilizziamo il condizionale per essere prudenti perché in realtà la valutazione è positiva per l'Italia, che oltre il 60% degli operatori presenti nel mondo guardano agli investimenti pubblici in Italia sulle infrastrutture come delle grandi opportunità. Ci diranno i nostri stakeholder oggi qui presenti se effettivamente queste previsioni corrispondono poi al paese reale. E un ultimo dato è quello relativo a quanto in giro per il mondo si investa sulle infrastrutture rispetto al PIL. La Cina ha ormai un investimento sulle infrastrutture pubbliche attorno al 7% del PIL, e quindi stiamo parlando di risorse importanti. La media europea è quella del 2%, la media italiana nell'ultimo triennio è superiore a questo tipo di valutazione. Molti dicono, ma attenzione, tutto questo dipende o comunque è in connessione diretta con gli investimenti sul PNRR. Ricordavamo ieri con altri economisti presenti in sala che in realtà il PNRR è debito, o è debito diretto per quanto riguarda la restituzione, quindi la quota di 122 miliardi, o è debito indiretto per quanto riguarda la quota capitale, che poi si va a ridistribuire. Quindi in qualche modo è debito positivo secondo quello che è il profilo degli investimenti e come questi investimenti debbano essere prodotti e portati avanti. Allora direi di cominciare subito con le domande e mi rivolgerei per quella che è la prima domanda a Pasquale Pepe. Quindi la domanda che Pasquale Pepe, tenendo conto di quella che è la sua esperienza soprattutto politica all'interno della regione Basilicata e di quelle che sono le sue competenze specifiche, potrebbe rivolgerla ad esempio a Stefano Donnarumma. Io vorrei rivolgere una domanda, se mi è consentito, a Stefano Donnarumma va bene, ma credo che possa essere interessato anche Giosi Romano. Dico rapidamente, il Sud più che qualsiasi altra parte dell'Italia ha necessità di fare interventi bene e subito, e Matteo Salvini ce lo sta dimostrando nei fatti. Però abbiamo riscontrato nell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultimo periodo, dove ci sono state ingenti risorse a disposizione dei territori, che da un lato la burocrazia, dall'altro lato un tessuto imprenditoriale che non si è fatto trovare pronto, molti ritardi non sono stati colmati. La domanda che rivolgo, confidando nella importanza della ZES unica, questo strumento è uno strumento che può aiutare sul versante infrastrutturale tanto dal punto di vista del potenziamento del tessuto imprenditoriale in questo settore, quanto dal punto di vista della accelerazione nella realizzazione delle infrastrutture. Grazie. Allora, io direi che piuttosto che essere di aiuto, la ZES unica nasce con questo fine, il fine che appunto si sorregge su due pilastri fondamentali, che sono quello della semplificazione burocratica e quello del credito d'imposta, che hanno il fine proprio di reggere due azioni, quelli dell'attrazione degli investimenti, quindi di agevolare gli imprenditori che sono animati dalla volontà di investire nel perimetro della ZES unica, che oggi è un perimetro allargato a 10 regioni, e dalla volontà di velocizzare anche la realizzazione delle infrastrutture. E qui consentitemi di fare una riflessione che troppe volte viene disattesa, che la vera infrastruttura che mancava e che invece si affaccia in questo paese è una infrastruttura immateriale, che è la semplificazione burocratica, che deve assurgere a elemento fondamentale per la realizzazione anche delle infrastrutture materiali. E è proprio la semplificazione quella che consente di agire sotto i due profili, quello dell'attrazione degli investimenti e quindi
di agevolare all'imprenditore che è animato dalla volontà di investire un percorso che sia rapido e certo nel risultato. Un percorso che consenta a quell'investitore che ha una volontà per ora manifestata in un'opera progettuale di realizzare quell'investimento in un arco temporale prefissato. E non sono io, ma sono i numeri a raccontare come oggettivamente lo strumento della ZES unica sia servito a determinare questo effetto. Quei numeri raccontano ad oggi di 1060 autorizzazioni uniche rilasciate in un arco temporale che è di 1 anno e mezzo, e che vengono rilasciate quelle autorizzazioni uniche che sono appunto lo strumento, il titolo per realizzare l'investimento, in un arco temporale dalla presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento che è, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti in un'analisi che ha fatto, è ancorabile a 57 giorni. Pensate, investimenti di 200-300 milioni di euro che possono essere realizzati in un arco temporale così rapido. Analoga possibilità vi è per la realizzazione delle infrastrutture e quindi per l'approvazione di opere progettuali anche che promanano da pubbliche amministrazioni, perché soggiacciono anche quelle al regime dell'autorizzazione unica, un regime che cioè si preoccupa di dare un unico titolo per la realizzazione dell'intervento che sostituisce tutti gli altri titoli prima necessari per realizzarlo. E sotto questo profilo anche la realizzazione dell'opera pubblica perciò riesce a sortire quell'effetto in un arco temporale assolutamente risicato. C'è un principio cardine che la ZES unica ha fatto proprio e che è la stella polare del modo di agire della struttura di missione della ZES unica, che è il principio del risultato, che è stato introdotto per la prima volta nel codice degli appalti col correttivo appalti, e che finalmente rubrica all'articolo 1 la necessità che la pubblica amministrazione riesca a realizzare l'opera pubblica nel minor tempo possibile, privilegiando quel rapporto qualità-prezzo. E per la prima volta che viene introdotto il principio che il risultato è quello che costituisce il discrimine nella scelta tra più strade percorribili, non già scorciatoie, quindi, ma strade rapide che permettono di arrivare all'obiettivo in tempi ridotti. Allora, adesso credo che sia opportuno un approfondimento da parte del professor Pepe, quindi una domanda che può proporre al dottor Cozzoli in ordine a quello che è il profilo del rapporto tra ambiente e investimenti. Qualche anno fa, parlando col professor Quintilio Napoleoni, dovevamo realizzare nel comune capoluogo un'opera importante, un'opera idraulica. Chiesi al professore: ma professore, lei dice che si può fare quest'opera? E lui rispose dicendo: guardate, per noi che ci occupiamo di idraulica, che ci occupiamo di grandi opere, il problema è soltanto quello dei costi e dell'impatto ambientale. Se lei vuole fare un ponte sulla fossa delle Marianne, mi disse, a 11.000 metri di profondità, sappia, io non le dico il costo, si può fare, ma si deve rendere conto anche dell'impatto ambientale. Ecco, su questo che dice, professore? Ma io naturalmente nella domanda allora io rappresento in Italia un po' l'ambientalismo pragmatico, l'ambientalismo ragionevole contro il fondamentalismo ideologico che è l'ambientalismo imperante nel nostro paese. Sono da tanti anni che sia come professore universitario che come presidente di una grande associazione ambientalista, unica associazione ambientalista, che vuole radicare in Italia questo sentimento, saper coniugare lo sviluppo con la sostenibilità. Lo sviluppo comporta sempre un rischio, la sostenibilità, l'accettazione, la mitigazione, il calcolo del rischio per la qualità della vita. L'ambiente è sempre un valore, anzi, oserei dire il primo valore contro la decrescita. La decrescita, felice o infelice, non lo so, che alcuni movimenti politici mettono al primo posto nel proprio programma. Voglio ringraziare il popolo della Lega e soprattutto Matteo Salvini, che mi sostiene in questa battaglia difficile e complessa, che è una battaglia culturale per il Paese. La domanda è: qual è la vostra politica per le infrastrutture in relazione con il valore della sostenibilità? Quanto fate per il Sud, visto che in questa kermesse, e ringrazio Durigon, è una kermesse degli amministratori del popolo della Lega del Sud? Cosa voi fate effettivamente in termini di ambientalismo sostenibile
E cosa fate non solo per andare verso la decarbonizzazione, ma anche per una buona qualità della vita e per radicare in Italia un ambientalismo nuovo, più moderno rispetto a quello attuale. Buongiorno a tutti. Io penso che crescita, sostenibilità e innovazione non siano concetti antitetici, ma che possono dialogare efficacemente. Questo Paese però dobbiamo avere più idee, più coraggio, fare le cose giuste, e allora gli asset autostradali sono driver di crescita. In Italia ci sono 540 caselli che corrispondono a 400 comuni italiani. Dove c'è un casello c'è crescita e c'è anche sostenibilità. Dobbiamo avere più coraggio però, perché attenzione, il mondo sta cambiando, sta crescendo e noi siamo un po' fermi, un po' statici. Le nostre autostrade, la metà sono state costruite prima degli anni 70, sono passati quasi 60 anni, il mondo è cambiato completamente e forse noi dovremmo tentare di fare di più. Pensate che nelle autostrade italiane c'è un tasso di densità altissimo, il nostro amico Stefano Donnarumma fa crescere le ferrovie italiane, ma sappiamo che ancora tutti noi soprattutto frequentiamo le strade e le autostrade italiane. Bene, in Francia il 50% di più, in Italia c'è il 50% di più di frequenza delle autostrade. In Spagna, rispetto alla Spagna, noi le nostre autostrade sono frequentate il doppio di più. Allora, Autostrade dello Stato è nata da un anno e io ringrazio il ministro Salvini per questa scelta. Nasce per motivi regolatori, perché l'ANAS non può più avere attività di mercato, ma nasce con un'ambizione di essere un incubatore di innovazione, di sostenibilità, di servizi all'utente. E allora, come si fanno queste cose? Non si dicono, si praticano, si operano. Autostrade dello Stato è un ENUCO, è una start-up. Bene, parte subito con dei progetti innovativi, perché l'innovazione io l'ho imparato tutta la mia vita professionale, anche nello sport nell'ultimo periodo. L'innovazione è un driver straordinario di crescita, e allora noi, grazie al ministro Salvini, grazie al decreto infrastrutture, investiamo sull'innovazione, grazie alla sensoristica, grazie ai droni, grazie agli interventi in galleria in collaborazione con i vigili del fuoco. Amici cari, se il ponte Morandi avesse avuto i sensori non sarebbe caduto. Ecco perché dobbiamo avere più coraggio, dobbiamo investire sull'innovazione. Chiaramente Autostrade dello Stato oggi è più impegnata al nord, dove gestisce alcune partecipazioni importanti, fra l'altro che hanno impatto in termini ambientali. Pensiamo al traforo del Freciuso, al traforo del Monte Bianco, ma l'ambizione è quella di crescere, di portare valore aggiunto, in particolare nei territori del sud. E mi ricollego anche a una mia precedente esperienza, no? Che è stata quella dello sport. Io ho visto lo sport come un greenfield, dove si possono fare tante cose, dove si può unire l'anima sociale e l'anima industriale. Ecco, penso lo stesso delle autostrade. Le autostrade possono essere al servizio dei territori, possono generare sviluppo e possono generare crescita per la collettività. Però per fare questo dobbiamo essere un pochino più ambiziosi, dobbiamo investire sull'innovazione e la tecnologia, che sicuramente può essere un driver di crescita per lo sviluppo infrastrutturale, ma anche per il rispetto dei vincoli ambientali. Grazie. Allora, un consigliere regionale, quindi chi viene dal territorio e si rende conto di quelle che sono le dovrei esigenze rispondere. Sulle infrastrutture. Forse dovrei rispondere, perché ha fatto la domanda, non vorrei stare senza dare risposte. Allora, no, intanto la domanda è interessante perché riguarda
la sostenibilità. Le Ferrovie dello Stato, come sapete, è un gruppo integrato che non si occupa solo di infrastruttura ferroviaria, ma è anche gestore del più grande operatore di trasporto di passeggeri e merci in Italia e non solo, anche molto ben posizionato a livello europeo, e gestisce anche le strade, datosi che il ANAS, la società ANAS, quindi non di autostrade ma di strade, è all'interno dello stesso gruppo. Una cosa molto interessante, professore, è la dimensione, no, degli investimenti, perché quando si parla di investimenti infrastrutturali bisogna considerare che la somma degli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato ammonta a circa 18 miliardi di euro nell'ultimo anno. Per arrivare a 18 miliardi di investimenti nelle infrastrutture in Italia bisogna sommare gli investimenti che fanno Enel Distribuzione, ERA, Iren, Acea, A2A, Snam, Italgas, Terna, Open Fiber e Aeroporti di Roma. Quindi 10 grandissime aziende italiane sommate arrivano con difficoltà all'ammontare di investimenti dell'intero gruppo Ferrovie dello Stato, che tra l'altro cuba circa 100.000 dipendenti ed è in assoluto la prima stazione appaltante del paese. Perché dico questo? Perché la stazione appaltante più grande del paese, con questi investimenti, di fatto è il traino di una filiera composta da migliaia di operatori e di produttori. E quando si parla di investimento infrastrutturale realizzato nel rispetto della sostenibilità, in un'ottica di sostenibilità, chiaramente significa influenzare praticamente un paese. Cioè l'infrastrutturazione del paese va in una certa direzione, in fondo se le Ferrovie dello Stato danno quella direzione. L'infrastruttura ferroviaria ha una caratteristica, si chiama, spesso è stato utilizzato il tema della cura del ferro, no? La cura del ferro sarebbe portare merci e passeggeri col treno che funziona elettricamente, oramai nella stragrande maggioranza dei casi, invece che portarla su gomma, che purtroppo funziona ancora con l'utilizzo soprattutto di carburanti e di conseguenza con una matrice inquinante, di sicuro una matrice, diciamo, un'impronta carbonica molto superiore. Quindi più si riesce a trasferire con il ferro e con le infrastrutture e meno impatto c'è per il territorio. Le ferrovie collegano diverse regioni d'Italia e collegano l'Italia a diverse nazioni internazionali, favoriscono il collegamento tra le genti, favoriscono quindi gli scambi economici, culturali, finanziari, creano un'opportunità per il turismo, ad esempio in Italia molto importante, ma sono importanti anche per le merci che nel Mediterraneo, ai porti del Mediterraneo arrivano dai paesi soprattutto orientali e di conseguenza sono fondamentali per l'economia. L'impostazione sostenibile delle ferrovie è davvero qualcosa di importante. Sono molte le attività, ma io tengo a dire soprattutto questo. Il treno elettrico di per sé, andando ad elettricità, e rappresento che le ferrovie sono il primo operatore nazionale, il primo consumatore di energia elettrica nazionale col 2% circa dell'energia di tutto il paese, essendo un utente così grande, se consuma energia rinnovabile, cioè prodotta con le rinnovabili, e efficiente ai suoi sistemi, dà un impatto positivo alla crescita del paese che, come prima il professore diceva, deve essere una crescita sostenibile. Preciso e concludo, la maggior parte di questi investimenti nei prossimi anni sono concentrati dal centro e il sud Italia. Se pensate alla Salerno-Reggio Calabria, se pensate alla Napoli-Bari, se pensate su alcune attività che sono presenti da questa regione a scendere fino alla Sicilia. E questo è molto importante perché significa impattare fortemente su un contesto sociale ed economico del Sud Italia che ha bisogno di questo. Grazie Presidente, dobbiamo contingentare al massimo i tempi, quindi dicevamo prima Carla Mannetti, un amministratore del territorio, un consigliere regionale importante, tra l'altro possiamo dire che è padrona di casa sostanzialmente perché l'Aquila è qui vicino. Vorrebbe rivolgere, credo, qualche ulteriore domanda al Presidente delle Ferrovie, quindi all'amministratore. Sì, grazie, mi riallaccio proprio all'intervento che è stato appena fatto per scendere proprio
nel dettaglio dei nostri territori. Lei parlava di elettrificazione di treni elettrici, però noi qui in Abruzzo, ma soprattutto in tutto il territorio del sud, purtroppo molte linee non sono elettrificate. Si parla di circa 2500 chilometri di linee non elettrificate. Quindi è importante che ci sia una vision proprio a livello nazionale, e quindi le domando se state lavorando su questo argomento e che cosa intendete fare, perché noi purtroppo recentemente abbiamo perso proprio dei finanziamenti per l'elettrificazione della linea, perché si voleva sperimentare l'idrogeno, ma poi il progetto non è andato a buon fine. Grazie. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Voglio un'altra vita per la nostra famiglia. La fine del mondo sarà solo l'inizio. Una tempesta? Non è una tempesta. Reggetevi! Nathan! Il nuovo film con Gerard Butler. Via, via, via! Mozzafiato, adrenalinico, incredibile. Mi prenderò cura di voi fino al mio ultimo respiro. Greenland Migration, dal 29 gennaio al cinema. Vincitore di 2 Golden Globe. Che vorresti fare, Hamlet? Miglior film drammatico. Essere uno dei commedianti di mio padre. E miglior attrice protagonista, Jessie Buckley, con Paul Mescal. William Shakespeare. Non sei curiosa di sapere di che parla? Cosa? La tragedia. Hamlet, nel nome del figlio. Dal 5 febbraio al cinema. In provincia non succede mai niente. Una missione di soccorso, omicidio colposo. Danno l'ergastolo. Ma capita di tutto. Qual è il piano? Qual è? Il nuovo film di Antonio Albanese. Dobbiamo stare molto calmi, sì. E che cazzo è adesso? Lavoreremo da grandi, dal 5 febbraio al cinema. Dopo gli anni più belli, a casa tutti bene? Penso spesso a quello che è successo in quei giorni. Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. Il nuovo film di Gabriele Muccino. Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Le cose non dette. Sarebbe bastato parlare. Dal 29 gennaio al cinema. Allora, sicuramente nei prossimi anni sono previsti molti investimenti nel piano delle ferrovie tesi proprio all'elettrificazione nelle aree non ancora elettrificate, tant'è vero che anche la flotta dei treni regionali, interregionali ad alta velocità è quasi interamente elettrica, la stiamo sostituendo praticamente al 100%, siamo già al 70% nel sud e comunque andremo avanti, quindi la rassicuro su questo. È assolutamente previsto, anche perché per le ferrovie è molto meglio che sia così, di conseguenza è uno sforzo forte. Consideri che sono più di 17.000 chilometri di rete a livello nazionale e sono circa 2.000 quelli che non sono ancora elettrificati. Grazie. Grazie, allora andiamo a chiudere con quella che è una domanda, possiamo dire, di perimetrazione con Giosi Romano e quindi poi passeremo agli altri panel. È stata modificata di recente, a dicembre dello scorso anno, quella che è la perimetrazione della ZES. Sono state inserite anche altre 2 regioni legittimamente perché erano in transizione, stiamo parlando delle Marche e dell'Umbria, dopodiché si scende verso est, si arriva all'Abruzzo, si scende ancora più giù, si va nel Molise, fino ad arrivare, potremmo dire come diceva una volta, dalle Alpi alle Piramidi, fino alle Piramidi, quindi fino giù in Sicilia. Ecco, Bruxelles però guarda che c'è una macchia, vede che c'è una macchia al centro come se fosse una sorta di gruviera. Le province del Lazio possono rientrarci, sì o no, all'interno di questa ZES? Brutalmente, come sono abituato a fare, sì. Sì, e perché sono nelle medesime condizioni che hanno condotto a riconoscere Marche ed Umbria nel perimetro della zona economica speciale. Va ricordato che infatti ci sono 2 condizioni. Una è quella per il credito d'imposta ancorata alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, che ha una valenza fino al 2027 e che riguarda quelle zone che sono qualificate dall'articolo 107 lettera C come zone non predefinite, che devono avere determinate caratteristiche sotto il profilo economico, quello di una media del PIL inferiore al 75%, e basti pensare a quello che accade anche nella regione nella quale ci troviamo, l'Abruzzo, che è caratterizzata da 305 comuni, ma solo 82 hanno la cognizione di essere ricompresi all'interno dell'articolo 107 lettera C. Altra fattispecie è che però il principio di semplificazione della zona economica speciale è stato ricondotto a tutto il territorio della regione, quindi per il Lazio potrebbe accadere il medesimo potrebbe esserci il medesimo risultato. Riconoscimento del credito d'imposta per quelle
province che ricadono nel perimetro di cui all'articolo 107 lettera C e riconoscimento del regime di semplificazione burocratica per l'intero territorio regionale. Grazie Presidente, quindi se abbiamo capito bene si tratterebbe del mero riconoscimento di un diritto e non una concessione dall'alto. Grazie ancora a tutti coloro che hanno preso parte a questo panel. Mi preme soltanto non un mero ringraziamento ma una sottolineatura, dato che si parla di infrastrutture per l'Italia. Noi abbiamo il nostro leader nazionale Matteo Salvini che sta realizzando con tutto il governo ma con grande coraggio l'infrastruttura più importante che dal 48 ad oggi è stata insediata o si insedierà nel nostro paese, che è il ponte sullo stretto di Messina. Grazie. Grazie, la foto di rito. Voi non siete stati tanto bravi, 4 minuti la foto di rito. Facciamo anche il selfie. La mia giornalista Professor Grazie a tutti. Adesso abbiamo parlato dei territori, andiamo sui territori, dei territori alle istituzioni, il buon governo come metodo, vediamo. Avete visto è l'intervista a Luca Zaia che è in collegamento e lo intervisteranno il sottosegretario Claudio Durigon e il senatore Andrea Paganella che è anche segretario di presidenza del Senato. Ciao Luca. Prova. Ok. Ciao Luca, come stai? Ci senti? Sì, buongiorno, mi sentite? Bene, forte e chiaro. Tanto inviterei anche qui sul palco, che ci sarà una domanda anche simpatica dopo che ti faranno, a Enzo Rivellini, il nostro coordinatore di Napoli, nonché ex eurodeputato, quindi lo inviterei qui con noi. Grazie Enzo. Allora Luca, io sono molto contento di intervistarti, perché credo che oggettivamente rappresenti quello che tu hai fatto in questi 15 e passa anni di buon governo della Regione Veneto. Quindi la prima domanda, e andiamo subito al sodo: cosa rimpiangi di non aver fatto e cosa invece di tutte quelle grandi cose che hai fatto potrebbe essere una best practice per le tante regioni in Italia che invece sono un po' più in declino? Quindi questa è una prima domanda per poi andare a sentirci sulle altre tematiche, insomma, che potremmo fare. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, per l'opportunità e grazie anche per aver organizzato questo momento di riflessione, di raccolta di spunti, di idee. Beh, guarda, 15 anni e mezzo non sono pochi, ma dico io ho esaudito un alluvione che ha sviluppato e messo sott'acqua 10.040 famiglie e imprese in Veneto nel 2010, quindi è iniziato la grande alluvione. E devo dire che se dovessi fare un bilancio, questa è la domanda che mi fa spesso, potrei parlare della migliore sanità d'Italia, potrei parlare dell'aver portato a casa le Olimpiadi, perché nascono da una mia idea. Vi ricordo che le Olimpiadi nascono da un'idea, da questa follia che ho avuto di pensare che anche Veneto potesse avere il ruolo assieme a Trento e Bolzano che erano nel mio dossier. Potrei parlare di un sacco di cose, le grandi opere idrauliche che ci hanno permesso di mettere in sicurezza questa regione, dimostrando che si possono fare un sacco di cose. Potrei parlare della grande incompiuta della Pedemontana, potrei parlare di un sacco di roba. Però se io ti dovessi dire qual è la roba, cioè l'elemento che più mi rende orgoglioso, dico che l'elemento che mi rende orgoglioso è vedere i veneti che sono orgogliosi di dire che sono veneti. E quindi il tema di questo Veneto Pride, no? Lo standing del Veneto che diventa sempre più importante, considerando che io riconsegno una regione che ha uno standing molto più importante di quello che aveva quando è stata consegnata a me questa regione. Poi di incompiute ce ne sono tante, una per tutte, l'autonomia nasce con me in Veneto, nasce in quel 2014 con la prima legge referendaria approvata da un consiglio regionale in Italia, nasce con questo referendum del 2017 del 22 ottobre e io spero che prima o poi si veda questa autonomia. Come ho scritto nel mio libro, l'autonomia o la faremo per scelta o la dovremo fare per necessità. Poi
Poi sai, le idee ce ne sono sempre tante e penso che si possono mettere sempre idee in lavorazione. L'amministrazione, una volta ho chiesto a Michelangelo come avesse fatto a realizzare la Pietà è una delle statue più emblematiche della storia dell'arte, e lui rispose, ho tolto tutto il marmo in più dal blocco di marmo, e quindi l'amministrazione è così, un blocco di marmo che tu quotidianamente, pian piano, vai sempre a scolpire e a raffinare sempre di più. Grazie davvero, sono convinto che insomma le best practice di Luca Zaia, il buon governo, uno degli slogan della Lega è sempre stato il buon governo. Io penso che questo buon governo del territorio, no? Oggi qui sono tutti diciamo amministratori, dai consiglieri comunali ai consiglieri provinciali, ai consiglieri regionali, ai sindaci che in qualche modo ci rappresentano nei vari territori. Credo che il buon governo di Luca Zaia può essere sicuramente una best practice da estendere in tutto il sud, specialmente in quelle regioni che sono un po' più in difficoltà. Adesso passo la parola a qui con me che è Andrea Paganella, che tu conosci poco insomma, credo, no. E che ti farà un'altra domanda ancora e poi continueremo insomma questo dibattito. Ciao Luca, buongiorno, grazie per essere qui con noi e complimenti per lo straordinario risultato ottenuto nelle ultime elezioni regionali. Grazie. Si parla spesso di giovani. Giusto per parlare di numeri, Andrea, circa più di 200.000 voti, insomma, 200.000 voti alle regionali, sappiamo che significa, perché è una elezione dove ci sono tantissimi candidati, quindi significa proprio il buon governo, come l'ha gestito, come l'ha fatto, e quindi bravo davvero Luca. Grazie. E poi io posso continuare a chiamarti Doge, perché se il governatore ha un limite dei mandati, la carica di Doge è per tutta la vita. Ascolta, a parte gli scherzi Luca, allora questi 15 anni di buon governo proseguono ora con Alberto Stefani. Dicevo che si parla spesso in politica di ricambio generazionale, si dice spesso che l'Italia non è un paese fatto per i giovani. La Lega ha fatto una scommessa importante su un candidato trentenne che ha già un'esperienza da sindaco, da parlamentare. Cosa ne pensi di questa scommessa e dello straordinario risultato che la Lega ha ottenuto in Veneto alle ultime elezioni? Ma guarda, io penso che sia stata un'ottima scelta, questo è indubbio, che si debba andare avanti sulla strada tracciata. Prima Claudio parlava del best practice, ad esempio potrei ricordare che questa mia regione dal 2010 a tutt'oggi è l'unica regione a statuto ordinario in Italia dove non si applicano le tasse, quindi noi siamo anche tax free da 15 anni e mezzo, ma siamo riusciti comunque, sempre con l'ottica di portare una visione imprenditoriale e manageriale, a ridurre al massimo gli sprechi, quindi abbiamo fatto veramente un'azione di pulizia in tutti questi anni che ci hanno permesso da un lato di fare un sacco di roba e dall'altro anche di non applicare tasse ai veneti, quindi questo direi che è fondamentale. Dopodiché la scelta del ricambio secondo me è fondamentale, a tutti i livelli deve avvenire, e penso che avremo ancora molta strada da fare. Dopo il risultato del Veneto non devi chiederlo a me, no? Perché qui ci sono due linee di pensiero. C'è la linea di pensiero che il mio apporto sia stato ininfluente e c'è la linea di pensiero che qualcuno dice ma effettivamente Zaia... E poi ci sono i voti però che lo determinano. Un po' di voti li ha portati. Al di là di questo io sono uscito dal ring, dal campo diciamo di gara, sono uscito con l'ultimo mio risultato alle regionali che era quasi l'80%. Penso che i cittadini mi abbiano sempre dimostrato diciamo, il loro affetto, e aggiungo anche, lo hanno dimostrato un governatore che ha detto tanti sì ma ha detto altrettanti no. Io sono quello che per primo in Italia ha chiuso cinema, chiese, teatri, scuole, ha fatto la prima zona rossa quel 21 febbraio del 2020, quando tutta l'Italia diceva Roma non chiude, Milano non chiude, Zaia è un folle. Cioè, quindi voglio ricordarvi che quando io facevo queste cose, perché questa è l'essenza di essere amministratori, cioè avere il coraggio delle scelte, da lì a 2 mesi avrei dovuto andare ad elezioni per rinnovare il mio mandato in regione, quindi sarebbe stato tecnicamente un suicidio, però quando tu governi lo devi fare negli interessi del tuo popolo, non negli interessi del tuo sedere, perciò va sempre a finire. Grazie Luca, adesso andiamo un po', ti facciamo un po' evadere da quello che è il sistema Veneto. So che la tua priorità è stata bellissima la frase se sono un problema lo diventerò, e non credo che sia un problema se è una grande risorsa, però andiamo a livello nazionale. Non era riferito alla Lega. No, lo so benissimo, anzi tu sei per la Lega. Ecco, questa è un'altra cosa che si parla sempre anche tra di noi. Luca Zaia penso che è sempre stato della Lega,
dalla nascita, e credo che sia per noi del Sud, che in qualche modo veniamo dopo in questo progetto nazionale del centro-sud, in questo caso, credo che sia l'emblema di come si sta in un partito, si prendono delle botte in qualche modo da qualche parte, ma poi in qualche modo ci si rista sempre con la giusta maniera e sempre preservando quello che è il partito rispetto agli interessi personali. Però voglio andare oltre, Luca, allora, perché il dibattito nazionale è sempre più forte. È vero che manca 1 anno e mezzo alle elezioni, però è anche vero che siamo di fronte a un campo largo che è solo largo perché hanno messo un po' di pezzi dentro, ma non è un vero, diciamo in questo caso, competitor, no? E quindi a volte noi del centrodestra sbagliamo e ci mettiamo invece a farci delle piccole ripicche tra di noi. Come secondo te il centrodestra deve continuare ad andare avanti e deve continuare a fare le cose giuste per il paese? Ma sai, Rousseau nel contratto sociale, Rousseau diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. E noi dobbiamo rispettare fino in fondo il mandato che il popolo ci ha dato. Il mandato che ci ha dato un popolo, ci sta dando un mandato che è assolutamente limpido e chiaro, no? Ci dice che vuole il rispetto delle regole, ci dice che bisogna che chi si comporta male deve andare in carcere, non tollera il popolo che in questo paese fino a 4 anni di condanna non va in carcere. Il popolo ci dice che alcuni aspetti sono inaccettabili, parliamo del Sud. Io trovo immorale e non eticamente sostenibile che ci siano ancora cittadini in un paese civile come l'Italia, che è il paese più bello del mondo, ricordiamolo, che sono costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. E trovo altrettanto immorale che si possa accettare che chiunque in base a dove nasca in questo paese avrà un futuro diverso. Allora, questo è il paese delle sperequazioni che dobbiamo recuperare, ma è il paese anche nel quale il centrodestra ha avuto un mandato che è chiaro. Dopodiché io sono convinto che vinca sempre la destra liberale, una destra liberticida e troppo, diciamo, concentrata su aspetti più fondamentalisti non può portare i risultati che i cittadini si aspettano. Dopodiché è innegabile che i flussi della politica oggi siano sempre flussi sempre più, tra virgolette, molto dominati dalle leadership, e dall'altro, l'abbiamo visto la storia di questo paese, dall'altro ricordiamoci che la democrazia digitale, tutto quello che il web dà ai cittadini, è un elemento di informazione che 10, 20, 30 anni fa non avevamo. Perché dico questo? Perché cambia anche lo schema di gioco. Cambia lo schema di gioco. Allora dico che il centrodestra, e sottolineo centrodestra perché comunque c'è un'area moderata che ha bisogno di un interlocutore, ha bisogno di interlocutori che comunque non abbiano neanche complessi di inferiorità. Claudio e cari signori che siete lì che mi ascoltate, cosa significa? Significa il complesso di inferiorità non è che se si deve parlare di ambiente dobbiamo immaginare che questo sia un tema che deve essere trattato solo da chi sta dall'altra parte della barricata. Non è che i cittadini hanno una percezione dell'ambiente in base alle loro idee politiche. Tutti i cittadini, diciamolo fino in fondo, che siano di destra o di sinistra, sono preoccupati del tema ambientale. Come se dobbiamo parlare di diritti civili, di eutanasia e di tutti i temi che ho affrontato, non è che questi sono di dominio di qualcun altro. Cioè noi dobbiamo avere anche il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Guarda, si dice tanto, no? Parlo, se posso dire 2 parole sull'eutanasia e sulla legge del fine vita. Cioè si dice tanto che in questo paese non esiste, a parte il fatto che esiste questa possibilità ed è sancita da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che dice che se un malato terminale ha una diagnosi infausta, ha grave sofferenza fisica e psichica, è tenuto in vita da supporti vitali e è libero di scegliere, può rivolgersi alla sua ULSS. Questa è la sentenza del 2019. Allora, davanti a tutto questo, io penso che anche noi come centrodestra su alcuni temi dobbiamo non avere un approccio, diciamo, ideologico, nel senso che ci sono dei temi per i quali il popolo ci dice risolvete il problema. Allora, io penso che il Parlamento nel 1982, nessuno se lo ricorda, decise di dar modo a chi vuole fare il cambiamento di sesso di farlo attraverso una legge. Lasciamo perdere quello che possiamo pensare rispetto a questo. Io dico, oggi davanti a un tema che diciamo, un tema cruciale che è quello dell'eutanasia, noi non abbiamo ancora un Parlamento che riesce ad esprimersi. Ma lo dico nel rispetto di chi è a favore, di chi è contrario e di chi ha dubbi. Ma ci vuole una legge in questo paese. Quindi essere di centrodestra non vuol dire eliminare degli argomenti e lasciarli in mano a qualcun altro.
perché i cittadini non ragionano così, e io la vedo così. Beh, sicuramente sì, io ti posso dire su questo, l'Italia è una nazione molto importante dove la Chiesa, la religione, vengo anche, ti dico la verità, da una situazione di recente brutta, dove ho perso una mamma e l'ho vista morire piano piano. La domanda te la devi porre, come è giusto morire, però insomma se la vita umana è sempre la vita umana. Io ricordo sempre anche un dibattito, no, che abbiamo fatto all'interno dei nostri federali, così lo dico anche ai nostri militanti. Nel nostro federale si dibatte, questo è un tema dibattuto dove tante diversità di opinioni c'erano e credo che sia importante mettere in risalto, perché un partito è anche pluralità di pensiero, perché altrimenti non sarebbe un partito. Adesso Dario, scusi, per essere corretti con tutti quelli che ci ascoltano, allora, cominciamo col dire che il fine vita oggi in Italia è un'opportunità che viene data da una sentenza della Corte. è vero. Allora, quelli che sono a favore della gestione del fine vita per i malati terminali, che possono dire se cadesse a me vorrei gestire la mia parte finale della vita, invocano una legge, legittimamente invocano una legge. Chi è contrario legittimamente dovrebbe invocare una legge per chiedere di non autorizzare il fine vita, e chi ha i dubbi e dice ma scusami, io non vorrei che questo fosse un sistema per eliminare i fragili, altrettanto legittimamente dovrebbe invocare una legge per un vaglio, diciamo un crivello che sia assolutamente raffinato, in modo tale che di avere la certezza che siano solo dei casi estremi. Però guarda, c'è stata... Non affrontarlo fa male, ecco, tu hai ragione, non affrontarlo fa male, quindi questo è vero, cioè quindi affrontarlo è giusto, e credo che il dibattito anche al nostro interno c'è, che è sano, e credo che possa essere ancora più affrontato. Però poi andiamo avanti, Luca, perché adesso tu sai, c'è praticamente qui con noi Enzo Rivellini. Enzo Rivellini fa una pillola del caffè quasi ogni domenica, quasi ogni settimana, insomma, dove lo manda, del caffè napoletano, che questo è indiscutibile, è il caffè più buono del mondo e non d'Italia. Non ti fermare al caffè. Hai ragione. Però ecco, Enzo ti vorrebbe fare una piccola domanda. Ma io, buongiorno a tutti. Io la prima cosa, abbiamo applaudito il risultato nel Veneto della Lega, abbiamo applaudito Luca Zaia, dobbiamo applaudire noi del Sud, Claudio Durigon, per il risultato della Lega al Sud. Credo che sia doveroso. E arrivo alla considerazione al presidente Zaia. Io credo che il Novecento è alle spalle. La gran parte dei cittadini italiani non ha più le ideologie, non ha più quei pregiudizi. Guarda le questioni pratiche, alla difesa della comunità, alla sanità, all'economia, alla sicurezza. E questo avvantaggia la Lega, perché la Lega nasce, la prima Lega, la Lega di Bossi, la Lega degli anni 90, nasce sulle esigenze delle comunità locali, che addirittura superarono degli egoismi e si federarono, la Lega Piemonte con la Lega Veneto, con la Lega Lombarda, e fecero la Lega Nord per migliorare la vita di quei cittadini. Beh, oggi per l'Italia c'è bisogno di una Lega Sud. C'è bisogno di una Lega Sud e c'è bisogno per tanti motivi. Primo perché... C'è bisogno di una Lega, no? Di una Lega. Non ci sono diversità, ve lo dico io. La Lega c'è bisogno di che il buonsenso che ci sia, insomma, che il di governo possa essere tramutato anche in una Lega, insomma, agli amministratori del Sud che stanno lavorando tanto. La Lega è una, è unica, santa e sacrosanta. Per carità, ma nel pieno spirito di quella Lega Nord che negli anni 90 ebbe tanto successo. E c'è bisogno di questo sforzo incredibile al Sud, anche perché il bilanciamento elettorale è cambiato, il voto della Lega al Sud è determinante per la Lega intera, e allora io vorrei fare due appelli, uno alla classe dirigente nazionale, per dire maggiore attenzione al Sud. Mi riallaccio a quello che ha detto poco fa il presidente Zaia sulla sanità. Beh, sulla sanità, presidente Zaia, la prima cosa da fare è eliminare quella legge D'Alema che penalizza il Sud, perché dà le risorse sulla sanità non per numero di abitanti ma per indice di anzianità, e il Sud è penalizzato, perde decine e decine di centinaia di milioni di euro all'anno, al di là della cattiva gestione che noi abbiamo al Sud. Il secondo appello lo faccio ai dirigenti
del Sud della Lega. Non dobbiamo essere timidi, dobbiamo vincere quel complesso di inferiorità. Una volta sì, era giusto quel complesso di inferiorità, 30% al nord, 0 al sud. Adesso non è più così. La stessa esistenza della Lega è grazie al peso specifico del risultato al sud e noi ci dobbiamo far sentire. In parole povere, caro Presidente Zaia, al sud abbiamo capito che il nostro nemico non è il Veneto che difende il Veneto. Il nostro nemico è il napoletano che non difende Napoli. E allora alla classe dirigente meridionale uno sforzo, un orgoglio, diamoci dentro, facciamoci sentire, perché il futuro dell'Italia, di tutta Italia, e il futuro della Lega è anche legata al Sud Italia. E la domanda? La domanda, se mi consenti la domanda, Enzo, la faccio io. Vai. Come può l'autonomia essere un'opportunità sia per il nord che per il sud? Telegrafica. Ma questa è autonomia, quello che ho detto io, è autonomia. Diciamo che la domanda non è stata telegrafica, quindi la risposta sarà altrettanto telegrafica. E volevo dire, innanzitutto ho ascoltato con attenzione, innanzitutto c'è una sperequazione, c'è un divario rispetto a molte comunità del sud, che è un divario che deve essere assolutamente recuperato. C'è una questione imminente, che è la questione meridionale, che è cogente, e nord e sud sono legati come due gemelli siamesi, c'è la vita, la morte. Bravo Luca. Sgomberiamo il campo finiamola col dire che c'è sempre questa battaglia. Dopodiché, essendo il paese più bello al mondo, della biodiversità, dei 4.500 prodotti tipici, pensate, noi possiamo andare al Prado a Madrid piuttosto che al Louvre a Parigi e dire: guardate, se ci date le nostre opere italiane, qua voi chiudete. Noi andiamo in giro per il mondo a parlare di Dante, di Boccaccio, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo. Cioè, noi siamo così. E pensate che l'Italia rappresenterà neanche l'1% della costa terrestre e abbiamo il 75% del patrimonio culturale e artistico mondiale. Detto tutto questo, primo non dobbiamo vivere di vendita di posizione. Vi ricordo che l'impero romano dell'Occidente è caduto perché si coccolava l'idea di vivere di reddito di posizione. Dall'altro però voglio anche dire, se c'è una questione meridionale, proprio per queste diversità, si accetti anche che ce n'è una di settentrionale, che non è quella dell'egoismo, ma è quella di dire che poche regioni che producono un residuo fiscale utile a servire tutti, a dare i servizi a tutta Italia, se rivendicano delle necessità che sono bisogni che sono diversi da altre parti del paese, lo fanno semplicemente nell'interesse del paese. Questo dobbiamo mettercelo in testa a tutti. Poi non sono d'accordo nell'accettare di sentirmi dire che la sanità in alcune regioni del sud va male perché c'è la legge D'Alema sbagliata, queste robe qua. La legge D'Alema sarà sbagliata, la correggeranno, ma non è questo il vero problema. Il vero problema è che nella mia regione, da dopoguerra ad oggi, ad esempio, si sono fatte economie di scala e si sono chiusi 49 ospedali. Nella mia regione abbiamo fatto delle scelte organizzative che in altre regioni non si sono fatte. Un'ernia inguinale da noi sta 4 ore in ospedale, cioè il paziente sta 4 ore, in alcune regioni si sta curando una settimana e quindi non si è investito nel day hospital, nel surgery, non si è investito nelle breast unit, le unità senologiche, ma sarà possibile che da noi in Veneto il tumore al seno viene curato con un esito positivo per quasi il 99%, in altre parti in giro per l'Italia, semplicemente per un problema organizzativo che non costa di più, non accade questo. Io dico, deve andare pari opportunità a tutti i cittadini. Dopo i nostri gemelli siamesi, nord e sud, faranno vita. Voi lo sapete, qualcuno si è indignato perché ho proposto come idea, per ragionarci, l'idea della CSU, della CDU, no? Di valorizzare di più i territori, ma capisco che la Lega è una sola, ma ci mancherebbe, direi una sola e indivisibile, ecco, usiamo questo termine. Però dall'altro si vede che il militante del PD di Campione d'Italia ha istanze diverse dal militante del PD di Canicattì. Allora, se non riconosciamo questo in un mondo che è sempre più federalista, vuol dire che non siamo a passo con i tempi. Il partito deve assolutamente sempre più, ma tutti i partiti, guardate, non solo la Lega, adottare sempre più una visione federalista, se no non riusciamo a fare il sintesi.
Sono d'accordo su questo, perché credo che anche la funzionalità di questo nostro, diciamo, incontro di questi 3 giorni nasce proprio dal territorio, e abbiamo invertito un po', no? Che sono i nostri militanti, i nostri dirigenti che in qualche modo portano idee, interrogano i personaggi che ricoprono ruoli diversi sia nel partito che nel governo, per avere risposte proprio per il proprio territorio, no? Quindi questo è giusto il riferimento che fa Luca. Adesso c'è un'altra domanda di Andrea Paganella. Allora Luca, ne hai fatto accenno alla prima risposta. Tema Olimpiadi, un grande risultato, un grande successo della Lega, parliamoci chiaro, un risultato fortemente voluto da te, dai governatori della Lega, in primis dal nostro segretario Matteo Salvini, dal ministro Giorgetti, quindi tutta la squadra della Lega che ha fortemente voluto questo evento che sta per avere inizio. Come è stato possibile il raggiungimento di questo risultato? Però Andrea, io ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di spiegare anche come sono nate queste Olimpiadi, e lo dico brevemente. Innanzitutto ricordiamo che questo paese, dopo la rinuncia di Virginia Raggi, sindaco di Roma, delle Olimpiadi, purtroppo, ma noi dovremmo fare un monumento a Virginia Raggi, perché è stato l'opportunità di fare io no, sto di Roma, Luca. E allora io dico, finisce che nasce questo dossier, e così vi faccio una breve storia, nasce questo dossier che si chiama Milano 2026, si chiamava Milano 2026, fine. Va al governo il Conte 1 nel 2018, e io vedo che scusate, mi sono distratto, la sindaco Appendino di Torino presenta un dossier Torino 2026. A quel punto io ho presentato un dossier che si chiamava Cortina 2026, e siamo nel 2018, marzo 2018, che prevedeva la presenza di Cortina, Trento e Bolzano. Lombardia e Piemonte litigano. Io mi sono infilato in questa partita, e quindi abbiamo fatto l'accordo con i lombardi. Allora c'era il presidente Fontana, e nasce questa idea delle Olimpiadi diffusa. L'idea di avere il doppio nome nasce da me, e quindi questa è la vera storia. Poi ovviamente il governo di allora, quindi erano presenti sia il ministro allora Salvini che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, ci hanno accompagnato in questa strada. Però questa è una vittoria sicuramente che la si deve riconoscere come un'azione dei territori, perché è l'unica Olimpiade nella storia che ha come garanzie, diciamo, le garanzie sono date ovviamente dalle 2 regioni. Questo governo poi ha continuato a investire, quindi ringrazio il governo. Le Olimpiadi, vi do 2 dati così ci capiamo. Le Olimpiadi ci faranno una visibilità unica, 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo, 2 milioni di persone verranno nei territori. L'ultima indagine in Banca IFIS ci dice un PIL di 5 miliardi e 300 milioni di euro. Io come Veneto ho portato a casa quasi 2 miliardi di euro di opere, e ovviamente una legacy che è unica. Pensate che questa mia idea di fare la chiusura delle Olimpiadi all'Arena di Verona, l'apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona, ci ha permesso di fare in modo che questo teatro, che ha 2000 anni, verrà messo tutto a norma rispetto all'accessibilità, con un investimento di 20 milioni. Bene, questo è, per esempio, potrebbe essere una best practice anche di insegnamento, no? Il territorio che pensa, immagina l'idea, e poi il nostro governo, Salvini e Giorgetti, che in qualche modo la applicano. E ringrazi te, io no purtroppo, perché ha fatto mancare a Roma, la mia città, una grande Olimpiadi, una miopia dei 5 Stelle che sono sempre per il no e non mai per il sì. Vado a chiudere con l'ultima domanda, è una domanda attinente a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene
in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. La Lega abbia fatto una grandissima battaglia in Parlamento e anche nel governo per modificare quello che è il decreto Ucraina. L'abbiamo modificato, l'abbiamo cercato di dare un senso diverso, perché siamo convinti che la parola non deve essere più armamenti, la parola non deve essere più guerra, ma deve essere pace. Ecco, questo segnale che in qualche modo Salvini e tutta quanta la squadra ha voluto dare in questa battaglia che stiamo portando avanti è stata recepita anche dal centrodestra, perché è una visione quanto è importante, Luca, la pace anche per l'Italia. Direi che è strategica, soprattutto in un momento nel quale dal punto di vista geopolitico la parola guerra supera la parola pace. Non dimentichiamoci che oltre al conflitto ucraino con la Russia abbiamo quello medio orientale, non dimentichiamoci che non ci sono, diciamo, sommosse di serie A e di serie B. Vedo che si parla poco dell'Iran, ad esempio. Lì ammazzano i ragazzi, ammazzano gli studenti, c'è un silenzio stampa pauroso, hanno addirittura chiuso la rete in modo tale che non riescano neanche a comunicare questi giovani che sono in strada. Non capisco perché per alcuni conflitti ci sia più visibilità, che ci sia più dibattito anche in questo paese, diciamolo, e per altri no. E quindi io penso che dove c'è qualcuno che muore, noi abbiamo l'obbligo di essere presenti. La Lega indica la via e penso che ci sono 60 conflitti di guerra, focolai di guerra nel mondo. E questo mondo che deve avere più pace e meno guerra. Guardate, e chiudo con una citazione di Hemingway che diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Ecco, io mi concentrerei su questo. Noi non possiamo scegliere gli uomini peggiori. Grazie Luca, grazie davvero, è stata una bellissima rappresentazione. Questa è la Lega del buon governo. Grazie. Adesso noi facciamo la foto di rito. Eccolo col collegamento. Grazie a tutti. Adesso la lezione di Garlasco tra errori e ombre, lo spettro della mala giustizia, vediamo. E allora chiamo qui sul palco un'amica, una giornalista Rai, una persona incredibile che è l'onorevole Simonetta Matone, che modera l'evento e che da ex magistrato, chi può parlare meglio insomma del caso Garlasco, e poi un'amica, una giornalista Rai, una persona incredibile, chi si è occupata di cronaca veramente più di ogni altro, che è Vittoriana Abate, che insieme con lei facciamo parte anche di un grande gruppo che è quello di giornaliste italiane, poi Luigi Bobbio, magistrato, già procuratore antimafia ed ex senatore, salve. Poi un'altra amica, una psicoterapeuta, Flaminia Bolzan,
e poi Cataldo Calabretta, che prima di tutto quello che fa è comunque un avvocato. A voi, insomma, la parola, non spegnete il microfono, perché non si può spegnere. Allora, questo evento iniziale è stupendo, perché ovviamente l'amica conduttrice, veramente amica, era convinta che, come avrebbe dovuto essere, che conducesse Vittoriana. Invece io mi sono trasformata in conduttrice televisiva a causa delle mie innumerevoli partecipazioni. L'altra sera, andando ai 30 anni di Porta a Porta, ho scoperto che ho 343 presenze. Sono la record woman assoluta, non so se sia un bene o un male, comunque è un dato oggettivo. Allora, so che Durigon non vuole essere nominato, però onore al merito, è stato lui ad inventarsi questo panel. Questo panel è dedicato alla giustizia mediatica, o meglio alla mediatizzazione dei processi e al perché c'è questa attenzione a volte sacrosanta, a volte morbosa, in ordine alle vicende. Quindi voi troverete nel titolo del panel addirittura la parola Garlasco. Quando a Un giorno da pecora l'altro giorno Claudio l'ha detto, la conduttrice non credeva alle sue orecchie, perché come Garlasco in una convention politica, invece Garlasco ci sta assolutamente tutta. E adesso cercheremo di spiegarvi perché, parlando non solo di quel caso, ma partendo da quel caso per arrivare a capire che rapporto c'è tra giustizia e informazione. Io comincio da Vittoriana Abate, che è, voglio dire, il simbolo della cronaca giudiziaria in Italia, perché ha fatto per tantissimi anni, quanti anni sono che lavori? 26 anni a porta, condivisi con te su tutti i casi più clamorosi della cronaca nera e giudiziaria italiana, quindi insomma quasi un trentennio. Quasi un trentennio. E come conduce lei questo tipo di inchieste è un modo assolutamente perfetto, perché è accurato, profondo, ma mai scandalistico e rispettoso anche dei soggetti, perché la stampa può fare molto, molto male. Allora, la prima domanda che rivolgo a Vittoriana è: perché dopo 17 anni si riapre un processo come quello di Garlasco? Che cosa è successo? Chi ha sbagliato e anche che ruolo la stampa ha avuto nella ricerca di un colpevole a tutti i costi all'inizio e ora in tanti punti interrogativi che sorgono sulla vicenda? Allora, il 13 agosto del 2007 è accaduto un fatto che diventerà quello che è uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana, l'uccisione di Chiara Poggi, allora una ragazza di 26 anni. Il 14 agosto io avrei dovuto iniziare le mie vacanze, mi chiama Vespa e mi dice: devi fiondarti, letteralmente questo è il termine usato, a Garlasco. Garlasco è una cittadina di provincia e quello sembrava uno dei tanti femminicidi di cui ci siamo occupati. E invece sin dalle prime ore ci siamo resi conto che quello sarebbe diventato un caso particolare, un caso unico. Io ho usato la parola controversia, ma insomma è quasi un eufemismo, perché Garlasco rappresenterà uno di quei casi su cui non solo si è spaccata l'opinione pubblica, e lo vediamo nelle trasmissioni televisive, lo vediamo quando andiamo al bar a prendere il caffè, l'Italia è divisa tra innocentisti e colpevolisti. Ma perché? Perché al di là del fatto che Garlasco è uno dei tanti processi indiziari, cioè per intenderci quello dove manca la prova regina, quello dove manca la pistola fumante, ma non è solo quello il punto che lo caratterizza e lo distingue. Il punto è che Garlasco ha nel suo percorso giudiziario delle anomalie anche dal punto di vista delle sentenze, perché ricordiamolo Simonetta, noi abbiamo 2 sentenze di
assoluzione 2009-2013. Sto parlando dell'imputato Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, subito attenzionato per una serie di motivi che poi piano piano nel corso di questo momento, di questo segmento analizzeremo. Fu subito attenzionato partendo da quella famosa telefonata al 118, ma insomma per una serie di motivi che poi vedremo man mano. Ma Alberto Stasi viene assolto 2009-2013 per non aver commesso il fatto. Che cosa succede? Che invece sarà processato di nuovo e condannato. Dopo. Sì. La cosa importante è che alle 2 sentenze di assoluzione segue un'impugnazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello che viene totalmente smontata dal Procuratore Generale presso la Cassazione, che è il massimo rappresentante della pubblica accusa in Italia. Quindi abbiamo 2 assoluzioni e una richiesta del Procuratore Generale di rigetto. Vai avanti. Di rigetto e con la conseguente condanna. Il caso sembrava chiuso, ma non lo è mai stato di fatto questo caso chiuso, né nell'opinione pubblica e neanche in quello che è il percorso investigativo, perché la difesa di Stasi non si è mai arresa. Io ricordo Giarda allora e adesso c'è un vulcanico De Renzis con la Giada Boccellari che hanno combattuto. Noi adesso vediamo i risultati di quella che è la loro battaglia per ovviamente rivendicare l'innocenza di Stasi, ma è una battaglia, famiglia, iniziata già nel 2020, diciamo, anzi forse anche prima. Questo perché? Perché la condanna di Stasi di fatto non ha mai convinto non solo la difesa, in realtà non ha mai convinto l'opinione pubblica, motivo per il quale la difesa, ovviamente anche forte di questo, dei tanti sospetti e dei tanti dubbi che la condanna di Stasi aveva determinato, inizia a fare quelle che è un'attività propria della difesa, cioè un'attività investigativa. Che cosa viene fuori da questa attività? Viene fuori intanto che, come si era già capito dall'inizio, l'enormità degli errori fatti nelle prime ore della scoperta del corpo di Chiara Poggi, cioè quelle che sono cruciali da un punto di vista investigativo, da un punto di vista delle indagini, sono proprio le prime ore, quelle in cui si accede alla scena del crimine, si iniziano le prime repertazioni, si fanno le prime indagini partendo dall'autopsia, anche le banalità, la misurazione della temperatura del corpo della vittima, insomma. Per farvela breve, su quella scena del crimine, ossia in via della Pergola numero 8, la villetta ormai tristemente famosa per le tante immagini che ci rimanda la TV ogni giorno, diventa teatro di una delle più grandi, confusioni nella repertazione dei reperti, ma anche una cosa banalissima, anche nel trattare il corpo della vittima. Ricordiamolo subito, perché tra le tante anomalie, errori e disfunzioni di questa cosa c'è una cosa gravissima: il corpo di Chiara con un pigiama che aveva su sé una macchia di sangue, quindi comprendiamo che cosa significa, il corpo di Chiara è stato girato, per cui quella che sarebbe stata una traccia fondamentale ai fini dell'indagine, ai fini dell'inchiesta, per arrivare effettivamente a degli indizi chiari, precisi e concordanti, benissimo, cari signori, quella traccia è scomparsa insieme. Ti fermo, poi ci ritorniamo. Voglio sentire Flaminia Bozzà. Flaminia Bozzà voi la conoscete perché praticamente io ho portato il fratello di porta a porta qua, quindi ho trasferito, manca solo Vespa, ma lo sostituisco io. Flaminia Bozzan è una criminologa, Flaminia Bozzan è una criminologa, è laureata in psicologia e porta in televisione non soltanto la sua straordinaria preparazione, ma garbo ed equilibrio, che sono fondamentali in questi dibattiti. Allora, Flaminia, io ti volevo chiedere,
volevo fare una domanda proprio tecnica legata al tuo lavoro. Di cosa è simbolo il delitto di Garlasco da un punto di vista psichico? Perché appassiona così gli italiani? Non c'è trasmissione che non sia dedicata a questo. Se voi andate, Quarta Repubblica, tutti i talk di intrattenimento hanno lo spazio, e sapete perché? Perché quello spazio fa il picco d'ascolti da chiunque sia trattato, in maniera elegante come fa Flaminia, in maniera becera come fanno altri. Quindi ti chiedo, cosa rappresenta per noi? Allora Simonetta, grazie intanto per l'invito e grazie a chi avrà la pazienza di seguirmi, visto che io ho una malsana tendenza alla digressione. Quindi proviamo subito a focalizzare. Sotto il profilo psicologico, perché è interessante questo caso? Perché offre la possibilità di immedesimarsi in un qualcosa, guardandola però dall'altro lato dello schermo, che oggi non è più solamente quello della televisione o l'altro lato, diciamo, di chi ascolta il processo, chi vive questo processo. E rappresenta anche un rischio, il rischio di una perdita di fiducia in quello che è un sistema, perché noi, diciamo, dobbiamo focalizzarci su due momenti di Garlasco, quindi la rappresentazione iniziale che l'opinione pubblica ha avuto di Alberto Stasi nel 2007 e quella che è la rappresentazione che noi abbiamo oggi di Alberto Stasi, e quindi questo introduce anche la possibilità di parlare di un concetto molto tecnico di cui non si era mai parlato prima, i famosi bias. Se qualcuno di voi ha seguito i dibattiti televisivi avrà iniziato a sentire questa parola. E che cosa sono questi bias? Delle distorsioni cognitive, cioè degli errori sostanzialmente rispetto alla modalità con cui noi interpretiamo un qualcosa, ma anche rispetto alla modalità con cui noi ci costruiamo la rappresentazione delle persone. Per favore, in fondo alla sala, chi non è interessato esca, perché non si sente niente, scusate. E quindi dicevo, la difficoltà che noi abbiamo nel fare una rappresentazione oggettiva, non solo dei fatti e degli accadimenti, ma anche dei protagonisti. Quindi Garlasco, in questi termini, è vero in parte che ha creato un po' quelle che sono le due fazioni, cosa che non ci piace affatto, e cosa che però purtroppo è tipica della trasposizione del processo penale in quello che è l'ambito mediatico. E perché ci tengo a dire questo? Perché è una cosa, è un dentino che oggi penso di potermi togliere. Il diritto è diritto, la giustizia mediatica è guidata dagli aspetti emotivi e gli aspetti emotivi purtroppo molto spesso possono essere fuorvianti, anche perché se il diritto risponde a determinate logiche e per far sì che il processo venga celebrato si deve stare all'interno di un perimetro, ecco, sotto il profilo psicologico il caso Garlasco è, diciamo, un qualcosa che ha travalicato questo perimetro e quindi ci ha fatto sperimentare il senso di insicurezza. La domanda che forse molte persone si sono fatte, e chi non se l'è fatta magari possiamo soffermarci un momento su questo, è: e se fosse successo a me? Ora noi non ci chiediamo qui, e soprattutto la verità in tasca non ce l'abbiamo, se Stasi effettivamente è stato o non è stato l'autore, anche perché ci siamo costruiti un'idea, ovviamente leggendo degli atti ma anche ascoltando. Il tema su cui dobbiamo ragionare quando parliamo di giustizia nei luoghi, diciamo, che sono deputati all'amministrazione di questa giustizia è: la condanna è davvero inattaccabile rispetto a quello che emerge dalle sentenze? Io anni fa ho seguito questo caso, era ancora vivo il mio maestro, io ero davvero tanto giovane. Chi era il tuo maestro? Francesco Bruno. Grazie per averlo chiesto, perché è sempre molto, molto bello ricordarlo. Che cos'è che mi ha portato a farmi delle domande? La possibilità di approfondire molto attraverso la lettura degli atti, perché effettivamente nella rappresentazione iniziale, ci stava, c'è stato un delitto in una giornata particolare, una giornata estiva, in un paese dove non c'erano molte persone, dove francamente in una prima rappresentazione chi poteva essere motivato a compiere un'azione di quel genere per uccidere Chiara? Era semplice ipotizzare che questo potesse essere avvenuto, come ne sentiamo tante ad oggi, nell'ambito di problematicità sul piano della relazione. Poi andiamo a vedere tutta una serie di elementi e soprattutto
diciamo, questo è un processo sicuramente indiziario, ma anche come si è arrivati a raccogliere quegli elementi, e allora ci poniamo delle domande. E poi c'è l'altro aspetto, qua chiudo perché altrimenti esuliamo dal discorso appunto della rappresentazione psicologica, il rilievo che ha la prova scientifica, che però non può essere l'unico elemento, perché il ragionamento deve essere necessariamente più ampio, e qua ripasso la palla a Simonetta e a chi può dire forse di più. Grazie. Vedi, tu sei brava perché sei tecnica ma esplicativa, chiunque riesce a capire il tuo ragionamento. Allora, vediamo all'amico Cataldo Calabretta, è un amico della Lega da sempre, è un professore universitario di diritto dell'informazione e in più è anche avvocato. Allora, io ti volevo chiedere, l'attenzione mediatica è un bene rispetto all'equilibrio che sempre deve regnare nelle decisioni dei giudici? E in più, così come si sviluppa in Italia, dal tuo punto di vista di docente del diritto dell'informazione, è giuridicamente corretta oppure no? So che è una domanda tecnica, cerca di essere cercherò di essere esaustivo e sintetico. Dunque, è un bene relativamente, così come l'attenzione mediatica può servire per aiutare, sostenere in una fase iniziale del procedimento penale ed evitare che si possa entrare in una fase totalmente negativa, che è quella del processo mediatico, che è qualcosa che nel nostro paese non dovrebbe esistere. Ci dovrebbe essere la corretta informazione. Il processo mediatico nasce solo ed esclusivamente quando il rapporto tra informazione e procedimento penale è squilibrato, è artefatto e non vi è il pieno rispetto del diritto di cronaca, o meglio ancora il rispetto pieno dell'esercizio della cronaca giudiziaria, che di fatto dovrebbe accompagnare le vicende di cronaca nera e consentire anche al professionista della comunicazione, dell'informazione, di avere elementi sui quali ragionare, perché bisogna fare una differenza tra il giornalista che esercita il diritto di cronaca e anche il comunicatore che, pur non essendo giornalista, esercita il diritto di cronaca. Ma la cronaca giudiziaria è un'altra cosa. Per questo da tempo nel nostro paese si chiede la specificità, si chiede un approfondimento e si chiede una competenza che vada... Interrompo. Una domanda che a sorpresa, ma tu sei bravo. Negli altri paesi com'è la situazione? Negli altri paesi a volte si va anche oltre e si trascende, ma ci sono delle regole che forse non vengono rispettate. Forse il nostro ordinamento giuridico fornisce gli elementi, quello del rispetto della persona, rispetto della dignità della persona, rispetto della riservatezza della comunicazione e non solo. Abbiamo un principio granitico che è quello dell'articolo 27 della nostra Costituzione che diciamo crea quella pietra angolare di tutto il sistema, che è appunto la presunzione di non colpevolezza e che consente di accompagnare in tutte le fasi del procedimento penale l'indagato che poi, a seguito dell'esercizio dell'azione penale, diviene imputato. Ma anche nei confronti dell'imputato bisogna che ci sia sempre questo tipo di garanzia, perché il soggetto è considerato innocente fino a sentenza definitiva di condanna. E nel caso di Garlasco, perché non posso esimermi da commentare questo aspetto, è evidente che l'errore giudiziario si è già consumato, perché arrivare ad una sentenza di condanna dopo ben 5 gradi di giudizio, con anche la formula del dubbio, perché di fatto la verità processuale arriva alla fine in un processo bis celebrato a Milano, in cui sostanzialmente quella somma degli elementi probatori hanno costituito un complesso indiziario che ha superato la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ma se oggi, a distanza di tanti anni, si indaga un'altra persona per lo stesso delitto, significa che oltre ogni ragionevole dubbio all'epoca non si andò. Ma sei d'accordo con me, avendo letto come me la sentenza di Cassazione, che è una sentenza assertiva, in cui dice è così perché così? Prego. È così perché così, e soprattutto è così perché dobbiamo trovare a tutti i costi un colpevole. Io credo che questa sia stata, secondo il mio punto di vista, la soluzione
come dire, complicata attraverso un libero convincimento che di fatto passa attraverso le prime 2 fasi con il rito abbreviato, perché all'epoca era ancora possibile accedere al rito abbreviato. Per fortuna questa stortura è stata cancellata nel 2019, perché chi è indagato di un omicidio con aggravanti è prevista una pena pari all'ergastolo, non può più optare per il rito abbreviato. A questo proposito ti interrompo, a proposito di cambi di squadra, io chiesi ad una notissima criminologa, sua collega, ma come mai per un delitto così efferato ha avuto così poca pena? E la risposta fu: poca prova, poca pena. E soprattutto era stata eliminata l'aggravante della crudeltà, che dal mio punto di vista è aberrante non considerare la crudeltà per quel tipo di omicidio, perché comunque la scena del crimine, che è stata inquinata, mi piace ricordare purtroppo che all'interno della villetta di Via Pascoli venne lasciato il gatto dopo il sequestro, quindi pensate che disastri abbia potuto fare nell'immediatezza del fatto un gatto nella villetta sottoposta al sequestro, quindi non c'è stato il rilevamento delle impronte e quant'altro, quindi errori madornali nella ricerca degli elementi di prova durante le fasi iniziali. Però ribadisco, l'errore giudiziario sul caso di Garlasco credo si sia già ampiamente consumato, perché oggi, anche se Sempio dovesse non essere rinviato a giudizio, comunque è stato sottoposto ad un accanimento mediatico e ha messo in dubbio una sentenza passata in giudicato, che è quella della condanna ad Alberto Stasi a 16 anni. Perfetto. Allora passiamo a Luigi Bobbio, ve lo presento anche se molti di voi lo conoscono. Da sempre, diciamolo, tanto non si dispiace, è amico del centrodestra, è un ex senatore, è un ex procuratore distrettuale antimafia e ora è giudice in Campania. E guardate che bella spilletta che c'ha, pur essendo magistrato sul Bavero. Che c'è scritto, Luigi? Il comitato si separa. Il comitato si separa dalla Fondazione Luigi Einaudi. Sono a favore della separazione del referendum. Votate sì, mi raccomando. Votate sì. Verrà fucilato, ma non fa niente. Allora, la domanda che volevo fare a Luigi è questa: noi ci conosciamo tanti anni, lui è stato anche capo di gabinetto della Meloni, io l'ho conosciuto quando eravamo entrambi capo di gabinetto, io ho delle pari opportunità, lui della Meloni quando la Meloni era ministro della gioventù, giusto? Allora, quindi lui la politica la conosce bene, la conosce da dentro, da fuori, quindi insomma abbiamo scelto un soggetto molto preparato, l'ho scelto io. Vabbè, scusate. Allora Luigi, è una domanda tecnica per cui mi raccomando sii divulgativo. Allora, il processo indiziario, come quello di cui stiamo parlando, ma come di tutti quelli di cui la cronaca si occupa, in relazione al principio del giusto processo, vi vorrei ricordare che il giusto processo è la madre di tutte le battaglie del centrodestra. Questo principio, come compatibile con l'aldilà del ragionevole dubbio? Io ho spiegato prima 2 assoluzioni e una richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Cedrangolo di assoluzione. Prego. Innanzitutto grazie a Simonetta, grazie alla Lega per avermi invitato, giudico un onore e un grande piacere essere qui con voi stamattina. Peraltro la materia è la fonte, diciamo, delle gran parte delle mie attenzioni, sia lavorative che politiche, oltre che la fonte di gran parte dei miei problemi, perché immaginerete che la mia corporazione sicuramente a partire da questa spillata non mi ama, ma penso 7-8, non lo so, una cosa. Vabbè, ma tanto oramai ci ho fatto la pelle, devo dire, e sarebbe stato facile per me come per tanti altri chinare il capo e rientrare nei ranghi. Non sono mai stato abituato a farlo, preferisco prendere le botte alle quali so resistere piuttosto che abbassare la testa e dire avete ragione voi, quindi questo non succederà mai. Il tema è estremamente importante proprio da un punto di vista istituzionale e civile, perché adesso siamo in tempi di referendum, siamo in tempi quindi di riforma costituzionale, di attuazione, che è una riforma costituzionale che ha attuato sostanzialmente
la parte finale di quell'articolo 111 della Costituzione che appunto contempla il giusto processo. Noi oggi parliamo di referendum, quindi parliamo di riforma costituzionale, perché in attuazione del principio del giusto processo e della terzietà del giudice rispetto alle parti, la riforma costituzionale ha introdotto finalmente una netta separazione e quindi giudice e pubblico ministero da oggi non saranno, da domani non saranno più colleghi, non si potranno più chiamare colleghi, saranno due perfetti estranei. Però questo momento, diciamo, di istituzionale che riguarda la Costituzione non ci deve far dimenticare le pesanti ricadute e quindi tutto un percorso che dovrà essere affrontato nel merito dei processi penali, quindi nel merito dei codici di rito. Il primo scoglio sul quale oggi ci prestiamo la nostra attenzione è proprio quello del cosiddetto processo indiziario. Se vogliamo, il processo indiziario è una, come dire, emanazione di una serie di norme di previsioni procedurali, fra le quali l'articolo 192 che dice, del codice di procedura penale, che dice che nessun fatto può essere desunto, può essere dichiarato esistente se non sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Però questo concetto degli indizi ci porta a una valutazione di soggettività, perché parliamoci chiaro, una cosa sono le prove che hanno un loro contenuto scientifico, altra cosa, e quindi di concretezza, altra cosa è l'indizio o una congedia, una pluralità di indizi, per tenere insieme i quali però non è necessaria una mera presa d'atto come accade per le prove, ma è necessaria una valutazione speculativa da parte del giudice, un cosiddetto ragionamento. Il ragionamento però è per definizione legato alla testa di chi lo fa, quindi è una soggettivizzazione del giudizio. Questo ci porta a rilevare che il processo indiziario, e questo mi auguro che poi possa essere una successiva iniziativa riformatrice che questo governo vorrà adottare, andrebbe in realtà, a mio giudizio, vietato proprio perché urta in maniera violentissima e insanabile non solo col principio del giusto processo, che è un principio costituzionale dal contenuto molto più ampio di quello che le due parole non dicano, cioè il diritto di ogni persona, di ogni cittadino ad essere sottoposto a un processo che sia giusto non solo nelle persone di coloro che lo conducono nei vari ruoli, ma anche forse e soprattutto nelle modalità e nei metodi con i quali viene condotto. Quindi oggi una cosa è dire condanniamo un cittadino italiano perché sono state raccolte contro di lui delle prove, io addirittura sarei favorevole all'introduzione del principio della prova legale anche nel processo penale, come già esiste nel processo civile, ma altra cosa è dire una persona, un cittadino è stato condannato sulla base di un ragionamento che un giudice, cioè un altro cittadino, ha fatto in relazione per tenere insieme una serie di fatti che se non fossero in qualche modo stati collegati da questo ragionamento non avrebbero potuto avere nessuna efficacia per farlo condannare in sede penale. Ora c'è anche un'altra norma che ci porterebbe su questa strada, che è quella dell'articolo 533, mi pare, se non ricordo male, Simonetta mi corregge, del codice di procedura penale, che ha introdotto, dopo la riforma della Costituzione, introdusse il principio del oltre ogni ragionevole dubbio. Oggi siamo in condizioni di sostenere, di affermare in maniera incontrovertibile che un ragionamento soggettivo che cerchi di legare e tenere insieme una serie di fatti che singolarmente considerati sono assolutamente irrilevanti possa dire che si è superata la soglia del ragionevole dubbio? Non lo possiamo dire. Però Luigi, è un problema di onestà intellettuale. Cioè io ero amatissima dagli avvocati perché mi alzavo in udienza per 17 anni con i minori e 7 anni come procuratore generale e dicevo, certa della colpevolezza di Jacopo Morrone, che sta qui davanti, e di Roberto Marti, campioni di ogni scelleratezza, certa di questo, non sono riuscita a provare nulla e quindi chiedo l'assoluzione. Bravissimo. Rimanevano tutti bigottini. Esattamente, e questo dovrebbe essere allora questo ragionamento, questa ricostruzione che ci forniva Simonetta ci porta anche a un'altra considerazione che mi permetterà l'ardito parallelismo,
va insieme con la questione del referendum. Si dice, Bravo, ma ecco. oggi quante volte, per esempio, i giudici, che pure sono ancora colleghi del PM, non accolgono le richieste del PM, quindi vuol dire che sono indipendenti dal PM. E allora la questione è molto semplice. Un principio fondamentale, quindi un principio costituzionale come quello che giudice e PM devono essere due estranei, deve essere consacrato come principio, non può diventare la mera declinazione individuale e soggettiva di un fatto da parte di singoli magistrati che finalmente riescono a essere indipendenti ed estranei, soggettivamente estranei rispetto al pubblico ministero. Ti tolgo la parola Grazie. perché ci abbiamo qui Io sono logorroico, hai fatto bene. Vabbè, però insomma è sempre bello sentirti. Vittoriana, Volevo fare prego. due velocissimi passaggi. Uno rispetto alle considerazioni del giurista di Cataldo Calabretta. Allora, il processo mediatico, questo termine è demonizzato, Simonetta, lo sappiamo, è demonizzato perché si immagina che l'attività giornalistica, soprattutto quella di inchiesta, possa in qualche modo influenzare il giudice, ok, nella sentenza. Noi dobbiamo però riconoscere un altro aspetto di quello che viene definito il processo mediatico, l'aspetto anche positivo che può avere l'attenzione dei media su un caso particolarmente spinoso come quello di Garlasco di cui stiamo parlando, perché quando i riflettori si spengono è difficile riportare non solo l'attenzione, e chi se ne frega, del pubblico televisivo, ma l'attenzione anche degli inquirenti, dei giudici, di tutti, degli investigatori. Perché dico questo? Perché quante volte noi giornalisti che abbiamo comunque insistito nel andare a cercare testimoni, nell'andare a cercare notizie, nell'andare a creare e a fare da pungolo, no? Rispetto al magistrato, rispetto al procuratore. Simonetta, puoi in qualche modo venirmi incontro nel dire che i giornalisti fanno anche un lavoro che diventa positivo ai fini dell'inchiesta se fatto in maniera corretta, nel rispetto delle regole deontologiche, nel rispetto anche dei diritti individuali, certamente. Però un attimo, questo lo chiedo a Flaminia. Allora, io però ho assistito anche a operazioni di reti che io frequento per motivi politici, perché non è che io posso dirgli non ci vado e ci vado con grande piacere, perché anche le trasmissioni del pomeriggio con chi sta a casa che ti guarda comunque ti danno una visibilità che il talk politico non ti dà, quindi è giusto secondo me che un politico ci vada. Detto questo, però, ho assistito anche ad operazioni assolutamente bastarde e scorrettissime di trasmissioni di grande successo, e mi riferisco alla riapertura di Rosa e Olindo. Vi invito a leggere l'ultima sentenza e capirete perché non possono che essere stati loro, e Bossetti che il nostro padrino Vespa l'altra sera ha intervistato. Però là siamo nell'ambito della ricerca del sensazionalismo. Aspetta, allora io vorrei sapere quanto da Flaminia incide un'operazione dove tutti mi fermano per strada dicendo ma Rosa e Olindo sono innocenti, ma com'è possibile? Al che io devo perdere 10 minuti a spiegare che Rosa e Olindo hanno reso confessioni separate della durata di ore e ore in presenza di 20-30 persone, in cui lei spiega in quanto mancina di come ha sgozzato Youssef, che è stato aperto a 3 anni nella gola da un coltello, non da destra a sinistra, ma sì, non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra. Confessioni nelle quali lei spiega come ha dato fuoco alla casa, ponendo il cassetto con le mutande, i giornali e i libri sopra, e la perizia dei vigili del fuoco dice che sotto ci sta il nylon, sopra c'è la carta e sopra ci stanno i libri, o lui che dice ho attinto la signora, quella del piano di sopra, con un coltello e gli ho squarciato la coscia sotto il sedere, la signora ha uno squarcio, poi si è inginocchiata attaccandosi alla tenda, la si trova così, e non voglio disgustarvi andando avanti per ore, e devo sentire
devo sentire trasmissioni basate sulla menzogna dove io vengo letteralmente insultata. Non mi è mai capitato di essere insolentita da un conduttore televisivo che però poi, siccome è molto gradito al centrodestra, sono pure andata alle sue trasmissioni. Detto questo, tutto questo è assoluto, poi tutto fa brodo, chi se ne frega, non bisogna litigare con nessuno se si fa politica, affidatevi. Quindi io chiedo a Flaminia, però, quanto un'operazione come questa o l'operazione di Bossetti, che mi ha pure denunciato, io sono molto contenta di essere stata denunciata da Bossetti insieme a Bruno Vespa, peccato che ho dovuto pagarmi l'avvocato d'ufficio, gli ho dovuto dare 1.700 euro per una richiesta di archiviazione. Ma detto questo, Flaminia, vorrei capire tutto questo, però quanto è pericoloso anche dal punto di vista psicologico, perché tu ingeneri un senso anche di insicurezza, cioè non c'è una differenziazione tra caso e caso. Allora, Prego. Simone, intanto il fatto di appunto essere insultati letteralmente laddove si porti avanti quella che è la propria visione, le proprie considerazioni, lo trovo drammatico, ma qui veramente entriamo nell'ambito della digressione. Sarei disonesta intellettualmente però a dire che il mio pensiero invece sul caso di Erba è diverso rispetto al tuo, ma appunto lo si può esprimere in maniera pacata, e questo però ci riporta al discorso della soggettivizzazione. Allora, ovviamente io ho la fortuna di non fare il magistrato nella vita, ma di fare la psicologa e la criminologa, e mai avrei potuto fare il magistrato, tanto meno giudicante, perché proprio è un'attitudine lontana da me, e quindi il discorso poi del libero convincimento, su cosa si basa, su tutte quelle regole, vabbè, ce lo teniamo, c'è chi ne può parlare meglio di me. Sotto il profilo psicologico queste operazioni, allora la pressione mediatica è sempre perniciosa, sia nella fase dell'indagine sia nella fase in cui si vanno a riaffrontare questi casi. Perché? Perché per sua natura fa sì che ci sia una grande pressione su chi va a lavorare. Allora immaginiamo un lavoro completamente diverso da quello dell'investigatore, del magistrato, dello psicologo. Prendiamo, non so, una persona che deve svolgere un compito in un lasso temporale stretto con qualcuno che continuamente dice: oh, ti devi sbrigare, ti devi sbrigare, ti devi sbrigare, mi raccomando, è importante, si aspettano molto da te, in una maniera quasi bombardante. Ora, che cosa succede? Ci sono dei caratteri, delle personalità che riescono a gestirsi e a gestire questa pressione, e questo noi lo vediamo molto nello sport, e ci sono delle persone che invece subiscono moltissimo tutto questo. Allora, questo avviene anche rispetto a questi contesti, dove ovviamente ognuno è libero di svolgere la propria professione, ovviamente nell'ambito del perimetro di quelle che sono le regole delle rispettive deontologie professionali, però eccedere porta anche ad un altro effetto. Tanto per cominciare, ha un effetto, chiamiamolo così, rebound, cioè a un certo punto uno non ce la fa più. E rispetto al discorso di Bossetti, sul quale invece insomma l'opinione è molto controversa, perché le argomentazioni giuridiche in quel senso, sempre dal mio punto di vista, sono abbastanza insussistenti, cioè ormai tutti più o meno hanno capito come funziona il procedimento per richiedere una revisione, e nel caso specifico prove nuove non mi sembra ce ne siano state. Perché l'informazione è necessario che sia corretta anche quando include degli aspetti particolarmente tecnici, perché il ruolo del tecnico, secondo me, è proprio quello di spiegare alcuni passaggi a chi necessariamente questi passaggi non li sa. Se domani mi si chiedesse di parlare di mercati finanziari, io non ne capisco nulla, avrei bisogno di qualcuno che mi spiega tutto questo. Allora il tecnico non deve entrare più di tanto nell'espressione di quella che è la sua opinione rispetto al tema specifico, ma spiegare come funziona tutto questo. E da psicologa quello che dico è: certamente la pressione non è un qualcosa che agevola, soprattutto perché quando un soggetto, un individuo, un essere umano ha la percezione di dover portare a casa un risultato, di qualsivoglia tipologia vogliamo considerare questo risultato, diventa un problema, perché non c'è più l'attenzione sui passaggi e l'attenzione sul compito, ma l'attenzione sul risultato. Per fare cosa? Quello che fanno i bambini.
compiacere l'aspettativa altrui. E quindi l'altro termine psicologico è proprio questo: a volte per eccessiva pressione, per ipercompiacenza, questa è un'ipotesi, la teniamo così nebulosa, si rischiano di fare dei grandi errori e anche nelle ricostruzioni successive di queste vicende dei grandi esercizi di narcisismo. Allora l'educazione in questo senso diventa più psicologica che giuridica, perché tutti, giornalisti, tecnici, magistrati, eccetera, eccetera, è importante che possano fare, io per prima cerco di ricordarmelo, provo a ripetermelo tutte le mattine, un passo indietro rispetto ad una componente che è comunque sana entro certi limiti, ma c'è, che è l'ego. Dobbiamo fare un lavoro completamente diverso. Però non sono, chiedo scusa un attimo Flaminia, però intervengo su questo punto, ci tengo a sottolineare, non esiste nessuna risultanza, nel senso che non è possibile far passare il principio in base al quale una corretta, e insisto sull'aggettivo corretta informazione, quindi quella rispondente a tutte le regole deontologiche, la ricerca e la verifica delle fonti, la ricerca delle fonti da quelle che sono le fonti istituzionali, ok? Quindi non è possibile far passare però il principio in base al quale un giudice possa essere influenzato dal racconto, dalla narrazione giornalistica, quando è corretta. Scusami, però la vicenda Garlasco nella sua fine giudiziaria, nel passaggio tra la seconda assoluzione e la condanna, è come se ci fosse scritto: noi non possiamo consegnare all'opinione pubblica la nostra incapacità di accertare chi è stato, e un colpevole serve comunque. Cioè il tema è, e cosa che mi turba anche nell'atteggiamento della famiglia, non voglio essere fraintesa, ma io sarei alla ricerca del colpevole, non di un colpevole, e a me sembra che la successione temporale di queste sentenze è una successione temporale che fa sì che lo strepitus fori, la pressione anche giornalistica, abbia portato a questa affermazione di colpevolezza. Cataldo. Mi preme sottolineare che il processo mediatico è la stortura del sistema. Ovvio è che l'inchiesta giornalistica serve per dare anche un aiuto alla magistratura, che nella fase di indagine può acquisire qualche elemento. Per cui noi ci troviamo di fronte spesso anche a tre verità, che sono la verità storica, ovvero il fatto così come è accaduto, che spesso non coincide con la verità processuale, e poi c'è una verità mediatica dalla quale dobbiamo stare attenti, perché la verità mediatica può essere anche la risultanza di un processo mediatico che, ribadisco, è da eliminare dal contesto, ma bisogna puntare gli occhi al giusto e equilibrato racconto attraverso la professionalità e la competenza di esperti di comunicazione. Allora, perché... Simonetta, Alberto Stasi andava assolto perché non c'erano le prove, e quindi oltre ogni ragionevole dubbio Alberto Stasi andava assolto. Però dobbiamo ricordarci una cosa: non è che nella stanza, sulla scena del crimine sono arrivati i giornalisti, perché questo dobbiamo dirlo. Noi dobbiamo partire da un presupposto: nel momento in cui non sappiamo con certezza l'orario dell'omicidio, un impianto probatorio di questo tipo non è soggetto a soggettivazione, è proprio cioè non esiste. Cioè, secondo me questa è una materia, mi rendo conto, estremamente sensibile per il diverso ruolo degli amici che sono qui stamattina. Io credo che un punto giusto da raggiungere sia un punto di equilibrio fra le due esigenze. Cioè, da un lato noi siamo passati in un paio di decenni con il progresso tecnologico dagli innocentisti colpevolisti dei giornali di carta stampata degli anni 50, 60, 70 all'estremo opposto eccessivo del processo parallelo fatto sugli organi di informazione. Il giusto punto di equilibrio è sempre uno: il diritto di cronaca. C'è una differenza fra la cronaca
anche stimolativa, anche con funzione propulsiva, di accompagnamento, e la celebrazione di indagini parallele, processi paralleli. Quelli si mettono in discussione a volte anche giustamente, perché abbiamo visto le falle del sistema, un sistema intero. Io credo che si riesce a conquistare nel lavoro lodevolissimo che peraltro fa l'informazione oggi anche da questo punto di vista, però un punto di equilibrio che riporti il baricentro sulla cronaca, ancorché critica, potrebbe aiutare tutti quanti. Allora, grazie per l'attenzione, che ho visto molto attenti e partecipativi, quindi grazie. Grazie a tutti. La foto di rito, ecco il fotografo. Grazie a tutti. E ora l'ultimo panel della mattinata, dalle autonomie al progetto nazionale, vediamo. Lo avete visto? Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Salve Presidente, sarà intervistato dal senatore Roberto Marti e dal vicepresidente e assessore della Regione Sicilia Luca Sammartino. Un saluto lo facciamo a distanza all'altro capogruppo al Senato, Romeo, che oggi compie gli anni, e qui un applauso. Buon pomeriggio a tutti, siete qui da questa mattina alle 9:30 e credo che siano state ore interessanti, li abbiamo visti attenti, sentiti partecipi. Oggi è qui con noi Riccardo Molinari, un applauso, perché è vero che nella Lega non c'è più distanza tra i territori, ma è venuto da lontano e a lui va un doppio ringraziamento. Luca Sammartino lo conoscete già, vicepresidente della Regione Sicilia, assessore all'agricoltura, uomo anche lui del territorio. Il nostro capogruppo alla Camera, capogruppo ormai per 2 legislature di seguito, colui che ha preso in mano un partito nazionale guidando un gruppo foltissimo alla Camera dei Deputati, con culture, tradizioni, con idee diverse, a volte simili, ma esigenze sicuramente differenti. Oggi siamo qui in una 3 giorni, Riccardo, la prima 3 giorni del Centro-Sud, la prima 3 giorni che sigilla il partito nazionale, che ormai ha attraversato elezioni regionali, 2 volte le politiche, 2 volte le europee, tante elezioni amministrative, con un unico simbolo che appunto tu hai ereditato, il simbolo più longevo in Parlamento. Ora, la mia prima riflessione è chiederti intanto come hai gestito, che emozioni hai vissuto nel guidare un gruppo con tante diversità per tanti anni, come ha fatto, e ha detto bene la nostra amica e ha ringraziato anche Max Romeo, che anche lui guida il gruppo al Senato al quale appartengo per 2 legislature, anche lui del Nord, anche lui con diverse magari culture, diverse idee. Come hai vissuto questo percorso, Riccardo? Grazie Roberto, grazie insomma a tutti voi per essere qui, complimenti a Claudio, insomma a tutti quelli che hanno lavorato all'organizzazione di questa importante 3 giorni che punta a confrontarci tra Lega, dirigenti, ministri, sottosegretari, parlamentari con i nostri amministratori
del Mezzogiorno e del Centro-Sud. Come è stata l'esperienza? Prima di tutto è un grande onore fare il capogruppo della Lega alla Camera. Io per questo sarò sempre riconoscente al segretario Salvini, che ha fatto anche una scelta coraggiosa, perché mi ha indicato come capogruppo la scorsa legislatura ed ero alla prima legislatura, ero appena entrato in Parlamento e dovevo succedere peraltro a un mostro sacro come Giancarlo Giorgetti, quindi voi potete immaginare anche il peso e la responsabilità che si sentiva. E devo ringraziare però anche tutti quanti i miei colleghi, perché sia capogruppo anche grazie alla collaborazione e al sostegno dei colleghi parlamentari, e posso dire che sia nella passata legislatura che in questa legislatura sono fortunato perché abbiamo un gruppo di persone competenti, capaci e che si impegnano, che lavorano tanto sul territorio, lavorano in Parlamento e soprattutto in Parlamento sanno anche stare alle regole, sanno anche quando magari una proposta, un'idea, un qualcosa che si vuole portare avanti non si può portare avanti, lo si accetta. Siamo un gruppo molto disciplinato e questo è una caratteristica storica della Lega, ma ripeto, può dipendere in parte da me, ma dipende soprattutto dall'ottima collaborazione, dall'ottimo clima che c'è tra di noi, anche perché ci siamo sempre dati delle regole di lavoro abbastanza chiare. Chiedevi tu prima come mettere insieme nella prima legislatura in cui c'è stata la Lega Nazionale le tante idee. Guarda, io credo che il punto principale non sia tanto la questione nord-sud, perché anche all'interno della stessa storica Lega Nord potevano esserci delle visioni diverse su alcuni orientamenti politici o su alcuni posizionamenti. Quindi più che un tema territoriale, dove ovviamente quello che noi facciamo è cercare, lasciare la libertà a ogni parlamentare di portare avanti le istanze del suo territorio, questo è il metodo che ci siamo sempre dati, e quindi se c'è un'istanza che viene dalla Lombardia, per il gruppo al pari dignità rispetto a un'istanza che viene dalla Calabria o dalla Puglia, noi mettiamo tutti i parlamentari nelle condizioni migliori di poter portare avanti i propri progetti, concordandoli col governo quando siamo stati in maggioranza, con i nostri sottosegretari, con i nostri uomini. Ma il lavoro più difficile non è tanto quello dei temi territoriali, perché su quello noi cerchiamo di aiutare tutti i territori e questo è il principale fattore unificante della Lega, credo. Poi magari ne parleremo dopo, ma è anche il titolo delle 3 giorni di oggi, no? La nostra forza ai territori, e quindi questo vale a nord come vale al sud. Le difficoltà magari sono state quando si andava su alcuni temi ideologici, e allora noi sappiamo che all'interno della Lega, al nord come al sud, non tutti la vedono allo stesso modo, ma questa è la forza della Lega, il fatto che sia un partito post-ideologico. A volte ci si trova su temi etici, su posizionamenti politici, magari su alcuni riferimenti che guardano a destra come possono guardare a sinistra, ad avere delle posizioni differenti nel gruppo, e questo è trasversale tra nord e sud. E quella forse è stata la principale difficoltà, cercare di trovare un equilibrio tra diverse sensibilità, ricordando sempre a tutti che noi non siamo ideologici, ma il motivo per cui siamo in Parlamento non è fare battaglie ideologiche di destra o di sinistra. Il motivo per cui la Lega è in Parlamento è portare a casa risorse per i territori e difendere le nostre comunità. Quello è il fattore aggregante. Gli orientamenti identitari, ideologici, anche della propria storia politica precedente, per chi viene da altri partiti o per quelle che sono le proprie convinzioni personali, sono un patrimonio, sono un arricchimento, ma a volte vanno messe da parte perché la Lega non è lì per quello, non è lì per fare ideologia, è lì per trasformare l'Italia in uno Stato federale ed è lì per dare voce a quei territori che la politica, la chiamo romana per intenderci, la politica dello Stato centrale non ha mai considerato. E quella è la forza della Lega principale, perché io credo che una cosa che accomuna il nord e il sud nella Lega è principalmente che la Lega dà voce a quei territori che lo Stato ha sempre dimenticato. La Lega dà voce alle aree, alle province, alle aree cosiddette marginali, alla montagna, a quelle terre che a Roma la voce non ce l'avevano e la voce l'hanno trovata grazie al nostro partito. Quello è il nostro obiettivo, il resto va messo da parte a volte. Grazie Riccardo. Riccardo, oggi ormai è noto a tutti, tu vieni dal territorio, sei stato nella tua Alessandria un amministratore comunale, consigliere regionale, assessore regionale, parlamentare per 2 legislature. Molte decisioni non si prendono più a Roma, ma a Bruxelles. E per molti cittadini, sia al nord che al sud, la sensazione è, come dicevi prima, la stessa di ieri. Regole molto lontane, incomprensibili, e chi ne subisce le conseguenze siamo noi, sono i cittadini, senza differenza e distinzione.
In questo contesto il passaggio a una Lega nazionale è stato anche un atto di responsabilità verso il Paese, secondo te? Beh, sicuramente tu hai centrato il punto. Io credo che oltre all'esigenza di rappresentare i territori, come dicevo prima, è chiaro che l'evoluzione della Lega, l'arrivo della Lega anche nel centro-sud ha avuto più forza, perché la Lega, diciamoci la verità, ha sempre cercato di starci nel centro-sud. Salvini ci è riuscito, non è che prima non si fosse provato, me lo ricordo bene perché c'ero, si facevano comunque le liste nel Mezzogiorno, si era provato ancora ai tempi di Bossi con Lega Italia Federale, insomma è un tentativo che si era già fatto in passato. Perché prima non aveva funzionato e adesso ha funzionato? Il motivo penso sia proprio questo, cioè che la Lega da sempre, questo va detto, oltre alla difesa dei territori ha come matrice quella di una forte opposizione al progetto europeo, non in quanto la Lega è contro un'idea di Europa, ma è contro questa idea di Europa, è contro questo progetto europeo, è contro questa Unione Europea. E io ricordo sempre benissimo, perché l'avevo sentita praticamente in diretta, la frase di Umberto Bossi che nel 98, quando tutti erano entusiasti per il fatto che era stato approvato il Trattato di Maastricht, cioè l'Unione Europea, e a breve saremmo entrati nell'euro, Bossi ebbe a dire: un giorno arriveremo al punto in cui le leggi di bilancio ci verranno mandate via fax da Bruxelles e i governi dovranno solo obbedire. Quanto profetica fu quella visione? L'aveva capito prima degli altri. E la Lega è stata la prima a denunciare quello che quel progetto europeo avrebbe comportato, cioè una perdita di sovranità sulla questione più importante, che sono le questioni economiche e della propria capacità di spesa e di gestione del bilancio e di programmazione della propria economia. Ecco, io credo che nel momento in cui la mano dell'Europa si è fatta sentire più forte, questo posizionamento della Lega ci abbia permesso di raccogliere consenso e strutturarci anche nel centro-sud. E questo è perfettamente logico col percorso autonomista, identitario e territoriale, perché vedete, se la Lega Nord diceva Roma ladrona per dire siamo contro lo Stato centrale, beh, se sei contro lo Stato centrale perché non valorizza abbastanza i territori, nel momento in cui c'è un superstato, c'è una sovrastruttura europea che toglie ancora più potere decisionale a quello Stato a cui tu vorresti prendere delle competenze da portare sui territori, è ovvio che il tuo problema non è più solo lo Stato centrale, ma è anche quella sovrastruttura che toglie peso allo Stato centrale e che non permette ai territori di fare le politiche che vorrebbero. E quindi certamente il posizionamento contro questa deriva europea è qualcosa che ci ha premiati anche nel Mezzogiorno ed è utile al Paese, perché oggi chi c'è in Europa che ha questa posizione e che in qualche modo tiene la barra dritta da 30 anni? C'è solo la Lega, è la Lega che ha sempre avuto questa posizione qua. Guardate, vi dicevo della questione delle leggi di bilancio col patto di stabilità, ma pensiamo alle emergenze principali che vive oggi il nostro Paese e ai problemi che anche voi come amministratori vivete tutti i giorni quando parlate con la gente. Noi abbiamo appena approvato la legge di bilancio a Roma, non vi sto a fare il comizio delle cose positive che fa il governo perché siamo della Lega, le sapete, però quindi sappiamo che c'è l'aumento dell'occupazione, al sud con le zone economiche speciali c'è un aumento della presenza industriale, sappiamo che abbiamo stabilizzato molti lavoratori grazie alle politiche del governo, tutto bene. Sappiamo anche però purtroppo che c'è un calo della produzione industriale, che c'è in Italia, come c'è in Germania ancora di più, come c'è in Francia. Allora, l'opposizione dà la colpa al governo. Ma se noi guardiamo il perché c'è il calo della produzione industriale, guardate che facile, La ragione è quella che abbiamo denunciato noi da sempre, è il Green Deal europeo, perché vi do due settori per farvi capire. Lascio da parte l'automotive, su cui potremmo comiziare per 2 ore, la produzione del cemento e la produzione dell'acciaio. Con le regole europee green e con la tassa sulla CO2, col fatto che non si può produrre se non con i forni elettrici, eccetera, la produzione di acciaio e la produzione di cemento a livello europeo è calata del 30% e non mi pare che non usiamo più cemento e acciaio. Che cosa succede? Semplicemente lo andiamo a comprare in Turchia e nei paesi fuori dall'Europa che non rispettano quelle regole lì. Allora tu puoi aprire tante piccole e medie imprese, puoi aprire tanti bed and breakfast, puoi puntare sul turismo, puoi puntare sulle le piccole imprese e quant'altro, ma se tu in un paese non hai più l'industria dell'auto, l'industria pesante, la produzione industriale calerà sempre. Questo è il principale problema che abbiamo in Italia e viene dall'Europa, come ha sempre detto la Lega. Questa è la verità. L'agricoltura, vogliamo pensare all'agricoltura, siamo passati da un mercato comune europeo che aveva un senso, per quello dico, noi non è che siamo contro l'idea di Europa, si può fare l'Europa in un modo o nell'altro,
che ci fosse un mercato europeo per permettere alle nostre merci di circolare, alle nostre imprese di avere sinergie, era corretto. Come funzionava la CE, la Comunità Economica Europea? L'agricoltura era uno dei pilastri principali, si davano soldi agli agricoltori perché? Perché in qualche modo bisognava compensare la differenza di produttività tra i vari paesi europei, considerato che la politica al tempo faceva i prezzi. Cioè allora l'Europa faceva i prezzi dei prodotti agricoli e quindi cosa faceva? Usava i sussidi per compensare i redditi in quei luoghi europei dove per la programmazione della produzione non si produceva, e allora ti davo dei soldi per compensare rispetto a un prezzo fissato dalla politica. Nel momento in cui i prezzi sono diventati fissati dal mercato, cosa sta facendo l'Europa? Mette delle regole che di fatto impediscono agli agricoltori di lavorare e non li finanzia più come sostegno al reddito, li finanzia se portano avanti quelle politiche che sono le stesse che non ci fanno produrre. E con la riforma della PAC che stanno facendo sarà ancora peggio, non sarà neanche più, diciamo, una sorta di ricatto all'agricoltore. Tu non lasci il campo incolto, tu non fai il capannone sostenibile, tu non produci del grano turco da buttare nel biodigestore e se non lo fai non ti do i soldi. No, adesso sarà peggio, sarà un sistema come quello del PNRR, il ricatto sarà allo Stato, non al singolo agricoltore. Tu Stato non fai le riforme che ti dico io dall'Europa, beh allora posso non darti i soldi per i tuoi agricoltori, che però devono sottostare a queste regole. È un problema? Sì che è un problema. Da dove viene? Viene sempre dall'Unione Europea. Penso che questi siano due esempi che ci fanno capire quanto quel posizionamento, quella battaglia sia giusta in difesa di tutti i territori da nord a sud. Grazie Riccardo. Luca Sammartino, siciliano, anche lui di lungo corso amministratore. La tua visione, Luca, esattamente sulle stesse domande che ho rivolto a Riccardo, per far comprendere le differenziazioni laddove ce ne sono. Tu provieni da una regione che l'autonomia ce l'ha nel DNA. Vai. Ma al nostro capogruppo io inizierei a chiedere quanto è faticoso il lavoro di un capogruppo che detta la linea di un gruppo parlamentare che ha superato ormai i campanilismi, l'abbiamo detto e l'avete ripetuto, nelle differenziazioni, ma soprattutto nei temi che trattiamo all'interno di un'alleanza di governo dove in Europa alcuni alleati non la pensano esattamente come noi, soprattutto nelle politiche economiche di sviluppo europee. Hai ricordato, Riccardo, la differenziazione in campo agricolo, ma lo stesso vale per le energie rinnovabili e per le tante battaglie che la Lega identitaria del territorio porta avanti nelle nostre Camere e al governo. Come si concilia il lavoro insieme ad alleati che votano a favore del Mercosur, votano la PAC e magari oggi si ritrovano alleati di un governo che non la pensa esattamente nella stessa maniera? Beh, ti faccio una piccola correzione alla prima parte della domanda. Il capogruppo non detta la linea. La linea in un partito leninista come la Lega l'ha detta il segretario federale. Aspetta, no, ma ci arrivo. Il capogruppo ha un altro compito. Il capogruppo ha il compito di mettere a terra la linea, quindi di applicarla. E applicarla a volte comporta smorzare, trovare qualcuna via che magari non sembra quella giusta. Per arrivare a quell'obiettivo lì, cioè il lavoro del capogruppo è quello di capire come calarla sulla realtà, poi sul lavoro quotidiano. Quello è il compito, che è comunque complicato, ve lo garantisco, è comunque complicato. No, per rispondere alla domanda, c'è sicuramente il fatto che in Europa abbiamo posizioni diverse potrebbe portare a pensare che il centrodestra e il governo non sono divise. C'è un vantaggio che ha il centrodestra rispetto al centrosinistra, che con tutte le nostre grandi diversità siamo comunque una coalizione che da Silvio Berlusconi in avanti si presenta unita insieme praticamente sempre, sia a livello nazionale che a livello territoriale, e quindi ha una sua credibilità tra gli elettori come coalizione che sa governare bene. E chi vota al centrodestra comunque dopo 30 anni sa che sull'Europa abbiamo posizioni diverse. Poi vabbè, magari c'è chi sull'Europa ha sempre avuto posizioni abbastanza chiare a favore o contro, c'è chi magari era contro fino a poco tempo fa e adesso è diventato a favore, ma questo sta poi agli elettori valutarlo. Ecco, questo è un altro discorso di competizione interna. Noi dobbiamo, secondo me, trovare un modo da una parte di evidenziare i nostri posizionamenti differenti. Facevi l'esempio del Mercosur, è giusto che noi rivendichiamo il nostro voto perché prosegue una battaglia che facciamo da 20 anni.
è evidente che una cosa come quella, quando qualcuno dice dovete fare cadere il governo per il Mercosur, non credo che i nostri elettori sarebbero contenti che facessimo cadere un governo perché abbiamo un posizionamento diverso su quel trattato o sull'Europa. E noi dobbiamo evidenziare le nostre differenze e ad esempio ora con il rinvio sul Mercosur potremmo provare a tentare di ottenere delle garanzie maggiori per i nostri agricoltori nelle more della ratifica. E le differenze poi non ce le abbiamo solo sull'Europa, del resto ce le abbiamo anche a livello nazionale, no? Come posizionamento. Se pensiamo a Fratelli d'Italia e la Lega, noi siamo il partito delle autonomie del territorio e del federalismo, che vogliamo avvicinare le decisioni al territorio quanto più possibile. Fratelli d'Italia è storicamente il partito del centralismo più duro, però nonostante questo la politica porta proprio a mediare e lavorare sulle cose che ci accomunano più che su quelle che ci dividono. E quindi come la vediamo, su cosa la vediamo insieme tutti e quattro i partiti? Chiaramente sul contrasto all'immigrazione clandestina la vediamo allo stesso modo, sul fatto che dobbiamo incentivare l'occupazione la vediamo allo stesso modo, e sulla postura che dobbiamo avere a livello internazionale, non supina all'Europa ma aperta agli Stati Uniti, cercando di tenere Stati Uniti ed Europa insieme, non volendo rompere l'asse atlantico come qualche pazzo leader europeo pensa, più che altro perché ha dei problemi a casa sua da giustificare. Ecco, sulle grandi questioni la vediamo allo stesso modo, restano delle differenze, diversamente saremo lo stesso partito, e il posizionamento europeo, fin tanto che non ci sarà da scontarsi qualcosa di determinante, è una differenza che i nostri elettori conoscono e che non penso possa in qualche modo ledere la fiducia dell'elettorato verso di noi. Grazie Riccardo. Una domanda ad entrambi. Luca, io ho fatto una domanda prima ma l'hai riproposta come tua domanda. Adesso la faccio a entrambi. Un'oretta fa nel panel con Luca Zaia, Claudio Durigon e Andrea Paganella hanno parlato diffusamente. Luca Zaia ha descritto le sensazioni di un governatore che per 15 anni ha portato tanto, di un risultato elettorale omogeneo al nord con tutte le proporzioni di dove si governa e al sud in questa tornata elettorale. E Claudio, nella sua solita provocazione genuina, forte, dinamica, ha invitato Enzo Rivellini a fare alcune domande. Enzo Rivellini ha introdotto un tema che non mi trova assolutamente d'accordo, perché già superato, consolidato e ampiamente ormai andato, cioè quello di avere una Lega federata al sud per essere più forte. Tu come la vedi, Luca? Ne abbiamo parlato tante volte e credo che siano più emozioni o sensazioni giornalistiche. La Lega è una e una sola, e sempre di più emerge, e ve lo dico da siciliano e da meridionalista convinto, una Lega che unisce gli interessi del paese dal settentrione al meridione, che si differenzia per le substrati socio-economici che abbiamo nelle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. È anche vero che abbiamo una caratterizzazione interna che ci permette, anche grazie alla bravura della nostra classe dirigente, di saper esaltare la tipicità del territorio e le risorse che riusciamo a mettere in campo. Oggi è davvero campanilistica l'idea di una Lega federata tra le regioni del sud e le regioni settentrionali. Ognuno deve portare gli interessi del proprio territorio per fare crescere un partito che si sta rappresentando, lo dicevamo prima in Europa, un partito che mantiene la barra dritta su alcune battaglie e che prova a rappresentare la vera forza del territorio, che non è una frase fatta, ma rappresentare gli amministratori dei piccoli centri, piccoli campanili delle nostre regioni vuol dire rappresentare la storia, l'identità, ma anche la forza che quei territori hanno. E credo che su questo ormai sia con gli amministratori delle regioni settentrionali, ma grazie alla guida di Matteo Salvini stiamo riuscendo a mettere in campo un progetto unitario che ha dimostrato alle elezioni europee, ma anche alle ultime elezioni regionali, di quanto sia importante il voto del nord tanto quanto il voto del sud, per arrivare alle elezioni politiche con una Lega che da Lampedusa a Bolzano riesca a esprimere la stessa linea politica, ma soprattutto a valorizzare gli amministratori del territorio. Quindi credo che ormai il percorso si sia abbondantemente avviato e, come ha detto il capogruppo, in questa trasformazione tra i due mandati di capogruppo che Riccardo sta guidando ha visto anche il nuovo inserimento di tanti parlamentari provenienti anche da altre regioni
del paese che hanno contribuito a portare avanti le battaglie del partito. Grazie. Riccardo? Allora, è giusto quello che diceva San Martino, nel senso che il percorso è avviato, abbiamo fatto anche un congresso federale neanche un anno fa, insomma, che ha sancito questo passaggio a Lega, diciamo, nazionale. Devo dire una cosa però, non è un passaggio alla fine, se guardiamo dal punto di vista della federazione, così traumatico, perché la stessa Lega Nord nasce come una federazione di leghe. Cioè, questo vorrei che fosse chiaro. La questione di dire il sud che si federa al nord, ma è già così il partito, nel senso che la Lega, se guardiamo lo statuto, è la federazione delle varie leghe regionali. Le chiamavamo nazionali prima, adesso le chiamiamo regionali, ma la Lega Piemonte, la Lega Puglia, la Lega Emilia, la Lega Romagna, sono di fatto partiti con la loro struttura, autonomi sul territorio di dare la propria linea, certo nella cornice di quella che è la linea del partito, e nasce proprio dall'autonomia dei territori e dall'unione di diverse autonomie l'idea della Lega. Lega vuol dire quello, del resto, no? Che è nata dalla grande intuizione di Bossi di mettere insieme quei partiti autonomisti che erano nati a nord e di trovare un fattore comune per farli lavorare insieme. Ecco, quindi la Lega è già un partito federato. Ora, quello che penso, su cui rifletta Zaia o anche altri, ma a volte mi sono trovato d'accordo anch'io su questa posizione, non è il discorso di non occuparsi del sud, del centro o quant'altro. A volte quello che è necessario, visto che una questione settentrionale esiste come esiste una questione meridionale, e visto che la Lega è nata come interprete della questione settentrionale, a volte c'è l'esigenza su alcune partite economiche, su alcune scelte strategiche, di far valere il peso che la Lega, questo è oggettivo, ha nelle regioni in cui è nata. Ma questo è il tipo di esigenza che a volte sul dibattito politico c'è, che non significa rinunciare al progetto nazionale, che non significa rinnegare il percorso di unione delle leghe, delle nuove leghe anche del centro-sud, e che non significa che la Lega non si occupi del sud. Abbiamo un ministro che come principale infrastruttura ha lanciato il ponte sullo stretto ed è lombardo, quindi è evidente che la Lega ha anche lo sviluppo del sud nel suo DNA, anche perché è sempre stato anche qui il messaggio di Bossi, cioè il messaggio della Lega è sempre stato quello che non che il sud dovesse andare a mare, ma che bisognasse mettere il centro-sud nelle condizioni di prosperare, di far uscire alcune parti del centro-sud dalla legalità e rilanciare, riscattare il sud attraverso il lavoro. Questo è sempre stato il messaggio della Lega, che valeva 30 anni fa e vale ancora adesso, e siamo al governo per farlo, per aiutare il sud, per valorizzare le sue potenzialità e per, attraverso l'impresa e il lavoro, lanciare questo territorio che ha grandi possibilità. Ecco, in questa dinamica, visto e considerato che, come dicevo prima, abbiamo Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che viene da Fratelli d'Italia, che è un partito, l'ho detto, che ha una storia molto diversa dalla nostra, fortemente centralista, e a volte in alcune scelte questo si percepisce al nord, si percepisce molto, ecco, forse a volte c'è l'esigenza, alcune battaglie territoriali che riguardano la questione settentrionale, di portarle avanti, ricordandosi sempre che oggi la Lega è un partito nazionale, ma non dimentichiamo neanche la sua storia, cioè dove è nata, con quale messaggio è nato, ed è un partito che al nord è ancora comunque interpretato come l'unico portavoce e interprete di quell'istanza. Questo non lo dobbiamo perdere, perché essere un partito nazionale non significa rinnegare il passato, significa essere più forti per fare più cose, senza dimenticarci le nostre radici e senza dimenticarci quello che gli elettori, anche nel settentrione del paese, si aspettano. Grazie Riccardo, in 30 secondi siamo ormai in chiusura, ti ringraziamo per il tempo, per il tuo lungo spostamento, per essere qui con noi, ma molti amministratori, molti consiglieri regionali si chiedono come mai la Lega, che è il partito più longevo in Parlamento, come mai lo è e qual è la ricetta giusta per continuare a esserlo? Lo è prima di tutto ripeto, per l'idea. Io lo dico sempre, la Lega ha fatto tanti errori nella sua storia, ne facciamo anche adesso, ne faremo. Siamo passati attraverso, io me lo ricordo bene, il periodo del 2012, la questione insomma dei diamanti, tutta quella vicenda lì. Io ai tempi ero in regione, nel frattempo avevano tirato fuori lo scandalo delle rimborsopoli delle regioni, proprio guarda caso nel momento in cui le governavamo noi le regioni, prima non era mai successo. C'è stato, diciamo, scusate il francesismo, uno sputtanamento del nostro partito senza precedenti, però siamo riusciti a rialzarci più forti di prima. Ma ne abbiamo fatte tante, ci sono state tante situazioni, attacchi o errori che abbiamo fatto noi. Noi siamo sempre riusciti a sopravvivere agli attacchi altrui o ai nostri errori, perché l'idea della Lega è talmente giusta che non può che andare avanti. Questo è il punto. Noi abbiamo ragione,
cioè l'idea di difendere le comunità locali, di dar voce ai territori, di contrapporci alla globalizzazione che vuole schiacciare le nostre identità, di voler mantenere un sistema basato sui rapporti sociali, sulle comunità, sulla produzione, sul nostro territorio, conservare le tradizioni agricole, conservare l'idea che il lavoro, come ho detto prima, sia il principale fattore di riscatto sociale, conservare un modello di società dove ci si aiuta, dove lo Stato permette a chi può di prendere il volo dal punto di vista economico e professionale, ma aiuta anche chi rimane indietro, il sistema che abbiamo del welfare nel nostro paese. Tutte queste cose sono cose da difendere e che noi abbiamo sempre difeso insieme appunto all'identità e all'autonomia dei territori. Il bisogno di autonomia in questo paese non se l'ha inventato Bossi, è da prima dell'unità nazionale che si dibatte di Stato federale in Italia. Carlo Cattaneo, prima dell'unità nazionale, parlava di federalismo. Una volta fatta l'unità d'Italia, Salvemini, Don Sturzo, per citare dei meridionali, erano a favore del sistema federale, i partigiani della Carta di Chivasso, e poi arriva l'esperienza delle leghe. È da tutta la storia di questo paese che si discute sulla forma di Stato e che c'è una parte del paese che rifiuta il centralismo. Ecco, noi siamo longevi come partito e siamo interpreti di una straordinaria storia politica che è poco raccontata, che dovremmo raccontare con più orgoglio, perché altri rivendicano con maggior orgoglio la loro famiglia politica e identità. Anche l'identità autonomista è un'identità fortissima di questo paese, nobile, che ha contribuito a pagine importantissime del nostro paese, e quindi rappresentiamo un solco nel pensiero politico del nostro paese, abbiamo ragione su quelle che sono le questioni attuali e poi abbiamo un modello di partito che è basato sul rispetto delle regole, sul fatto che si discute ma quando si sta fuori si parla con una voce sola, sul fatto che c'è un segretario che dà la linea e tutti ci si adatta, che è il modello che ci ha permesso di superare le tempeste sempre. E quindi quello che diciamo sempre, a volte in sezione si può litigare, a volte il consigliere comunale litiga col sindaco, a volte anche nel gruppo parlamentare magari non ci sta simpatico, si litiga su qualcosa, ma la nostra forza è sempre stata quella di lavare i panni sporchi in casa nostra, anche in maniera forte, dire quello che si pensa, portare avanti con convinzione le proprie battaglie politiche anche all'interno, ma l'errore che non bisogna mai fare è dare all'esterno un'immagine di divisione, perché la nostra forza che ci ha permesso di passare oltre a tutti i problemi è stata anche e soprattutto questa. Grazie Riccardo, grazie Luca, e fa niente che si arrabbia, grazie a Claudio Durigo. Adesso la foto di rito. Bene, ora giù c'è il pranzo, noi ci vediamo alle 14:30. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.